Ennesimo passo falso per gli azzurri alla Dacia Arena di Udine, soltanto un pareggio con il risultato di 1-1, come l'anno scorso, segna Victor Osimhen, come l'anno scorso. Le sensazioni sono totalmente diverse. Se 365 giorni circa fa il Napoli poteva festeggiare grazie ad un risultato del genere, quest'oggi ha una certezza, forse sì, ha la consapevolezza di aver detto addio a tutte quelle che erano anche le più flebili speranze di arrivare in Europa League. Con un po' di fortuna c'è da giocarsi la Conference, ma senza quella fortuna appunto sarà molto difficile, visto che le avversarie sopravanzano gli azzurri in classifica anche con un certo margine. Quest'oggi parleremo anche quindi della partita di ieri sera, ma guarderemo al futuro, guarderemo al calciomercato, guarderemo alle riforme del calcio italiano, con il governo che vuole entrare, vuole mettere piede in maniera sempre più decisa nel mondo del calcio. Lo faremo grazie alla regia di Vittorio Bernardo. In questo momento al suo fianco al coordinamento c'è Rossella Pezzella, che andiamo a ringraziare, la ritroveremo più tardi davanti alle nostre telecamere, e andiamo a dare il buongiorno a Riccardo Catapano. Ciao Riccardo. Buongiorno a te Vincenzo, buon martedì che sa di lunedì, buongiorno a Ciro Novellino alla prima ora dell'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live. Nella seconda ora invece ci sarà il nostro Claudio Russo. Da dove vogliamo cominciare? Da quello che è successo ieri ad Udine. Insomma, a Napoli, io non dico neanche più beffato ormai, visto anche l'atteggiamento degli azzurri, finisce 1-1 con il gol di Success praticamente a tempo scaduto. Napoli che si divora più e più occasioni per il 2-0 e poi ancora una volta viene beffato in pieno recupero. Da quando c'è il calzone è la terza volta che succede a Cagliari, con il gol di Luvumbo al 94esimo, il gol di Tammy Abraham contro la Roma nella scorsa giornata e adesso quello di Success. Tirando le somme sono 6 punti meno per il Napoli, che oggi farebbero tutta la differenza di questo mondo. Errori individuali, poca attenzione, poco mordente, insomma un po' di tutto. Lo stesso Calzona ieri mi è sembrato francamente un po' sconfortato da questo atteggiamento. Secondo me c'entra anche qualche errore dello stesso tecnico del Napoli, perché se prendi 3 gol nei minuti di recupero, ovviamente in 3 partite diverse, vuol dire che qualcosa manca in termini di attenzione a questa squadra, che di fatto non riesce a seguire tutti quelli che sono i diktat del proprio allenatore. Napoli non mi era manco dispiaciuto, a parte il primo tempo soporifero, nel secondo tempo meglio, un giro palla un po' più veloce, occasioni da rete create con più facilità, poi non arriva il 2-0 e io un po' nell'aria me lo sentivo che alla fine sarebbe l'Udinese, che comunque non aveva fatto nulla, però quest'anno lo sappiamo, conosciamo i nostri polli, e tra l'altro il Corriere dello Sport ha titolato Napoli, proprio da polli, l'ennesimo gol preso dagli azzurri. E insomma la stagione è così, mancano tre giornate al termine di questa stagione. Io mi auguro che almeno la Conference League alla fine il Napoli la riesca a strappare, proprio in termini di blasone, di continuità europeo, in termini di ranking, però è davvero molto difficile. Ad oggi la Fiorentina è vero è dietro di un punto, ma ha la partita da recuperare contro l'Atalanta, che è ancora un punto interrogativo e che molto probabilmente si recupererà al termine del campionato. Insomma, ancora una volta una prestazione sottotono, una prestazione insufficiente, specchio di una stagione che davvero ormai i tifosi del Napoli non vedono l'ora che finisca. Leggiamo anche quelli che sono i primi commenti che cominciano ad arrivare sulla nostra chat di YouTube, andando a salutare, a dare il benvenuto, a dare il buongiorno a tutti coloro che ci seguono anche sul 79 del digitale terrestre. Mi associo ai saluti, ai ringraziamenti anche per chi ci segue all'ufficio stampa. Un abbracciatore ad Animus, a Carmine, 2 nomi per il mercato, scrive Animus, vorrei un nuovo presidente e un bravo
direttore sportivo. In realtà il titolo della nostra puntata va principalmente ad incentrarsi su quelli che sono i nomi per la mediana per il centrocampo del Napoli e per i quali dopo vi daremo dettagli più approfonditi. Si tratta di Ugarte del PSG e dello stesso Manu Koné in forza all'Eintracht Francoforte, ex Tolosa se non vado errato. Qualcuno ha anche parlato di una spinta per Gudmundsson da parte di Manna, che chiaramente alla Juventus lo stava seguendo già nei mesi passati, però restiamo in questa prima parte di trasmissione in quello che è il commento legato alla partita contro l'Udinese. Mi associo assolutamente a quanto detto da Riccardo, aggiungendo che c'è la sensazione ormai che si vada ognuno per conto suo. C'è da capire quell'esultanza polemica di Victor Osimhen cosa voglia dire, perché in entrambi i casi uno gli è stato annullato, in entrambi i casi il nigeriano ha preferito non festeggiare, non sbracciarsi come fa di solito, semplicemente c'è poco da festeggiare, godersi un abbraccio. Però sai, noi lo conosciamo, noi abbiamo visto lui com'è in campo, al di là di tutto, al di là delle polemiche, lui è uno di quelli che dà tutto e quando segna ci tiene anche, no, a festeggiare, e invece così non è accaduto. Ma che il clima non sia dei migliori, insomma, non è che lo scopriamo adesso semplicemente perché Osimhen non ha festeggiato. Io ripeto, c'è veramente poco da festeggiare in questa stagione, a prescindere dal gol e dalla gioia personale. Osimhen è vero, è ormai giunto ai titoli di coda della sua avventura napoletana, però è uno dei primi a sapere che effettivamente le cose non sono andate per il verso giusto in questo secondo anno. Lui parte della stagione purtroppo non l'ha disputata per infortuni e per Coppa d'Africa, e a me piace, in generale mi piace l'atteggiamento di Osimhen, perché comunque uno che lotta, degli errori li fa, però non si tira mai indietro. Anche ieri, poi io francamente sull'esultanza, ripeto, i primi a sapere che in questo momento qualsiasi risultato arriverà da qui al termine della stagione sarà negativo sono i calciatori, perché anche se arrivi in Conference non è che salvi la stagione, anzi la stagione è bella che è andata, quindi davvero a festeggiare c'è ben poco per questo Napoli, anche per i traguardi individuali. Con Osimhen in questo momento è terzo comunque nella classifica marcatori. C'è il sentore che le cose siano andate male, quello che dispiace è che non ci sia la voglia comunque, se non a parole, perché a parole tutti i calciatori del Napoli dicono la stagione sono stati gli errori eccetera eccetera, proveremo a fare di tutto affinché finisca in un modo, diciamo, migliore questa stagione. Poi li vedi in campo e in realtà non è così, perché contro un Udinese che non aveva fatto nulla hai preso un gol veramente da polli all'ultimo istante per una mischia in area di rigore, con Ostigard che non ho ben capito lì dove sia andato al bar, Di Lorenzo sulla linea per poco non riesce a salvarla, ma proprio manca la concentrazione, manca la fame, manca la voglia a questa squadra, quindi che l'ambiente sia in questo momento molto pesante all'interno dello spogliatoio è normale, ed ecco perché mi spiego una esultanza comunque molto blanda da parte di Victor Osimhen. Andiamo allora ad ascoltare innanzitutto le parole di mister Francesco Calzona ieri in conferenza stampa dalla Dacia Arena. Allora, Cagliari, Roma e stasera Udinese, che cosa hanno in comune? Seconda domanda. Non so se ha visto... No, una domanda a testa, una sola domanda è quella lì, grazie, prego. Niente, che quando le partite si sporcano non siamo in grado di gestirle. Questa è l'unica risposta. Noi non siamo fatti per la guerra in aria, però è chiaro che a volte ti capita che succedano queste cose, che gli avversari mettono palle dentro. È già la terza volta che ci capita nella mia gestione. È chiaro che non siamo preparatissimi sotto questo aspetto. Bene, altra domanda, Guido? Nessuno? Ah, questo signore, prego. Volevo chiedere dal suo osservatorio privilegiato, mister, che cosa pensa anche di questa Udinese, perché questo, insomma, è una situazione 29 anni in Serie A e adesso è in apnea, e un suo parere ci interessa molto. Ma non mi sarei mai aspettato che l'Udinese potesse essere in questa posizione di classifica. Chiaro che le annate a volte girano in un modo
particolare, questa è un'annata particolare per l'Udinese, però secondo me ancora ha le possibilità per uscire da questa situazione. Sì, ciao mister. Ciao. Perché non è riuscita l'impresa di raddrizzarla questa stagione? Perché Udine è un pochettino la sintesi di tutto quello che abbiamo visto anche durante le 11 partite di Calzona in panchina? Perché, come hai detto te, è un'annata con tantissimi problemi. Sicuramente un mese di partite ogni 3 giorni non ci ha aiutato. Siamo partiti veramente da lontano. La squadra tante cose l'ha migliorate, alcune l'ha peggiorate. Il rincorrere a tutti i costi il risultato non ti aiuta. Mettiamoci anche chiaramente il pensiero alla prossima stagione, che ripeto, in una piazza come Napoli è normale che si parli di allenatori, direttori, giocatori e tutto il resto, però quando sei costretto per forza a rincorrere il risultato pieno può capitare che ti viene il braccino corto, non hai la testa libera. È chiaro che è stata un'annata veramente difficile, perché la squadra mentalmente l'ho trovata in una situazione disastrosa, però è chiaro che non è una scusante assolutamente. Ci sarebbe voluto un pochino più di tempo e meno partite all'inizio da giocare e magari qualcosa si poteva raddrizzare, però ormai è andata così, abbiamo 3 partite, dobbiamo finire in bellezza e almeno dare una piccola soddisfazione al nostro pubblico. Non ci sono altre domande, credo? Sì, c'è un signore con gli occhiali. Chi è? Sì, buonasera, sono Alessandro Cardito di Casa Napoli, buonasera mister, buonasera a tutti. Volevo chiederle, spero di non fare una domanda troppo paradossale, e cioè, lei è insediato da forse 2 mesi e mezzo circa, Sì. come se fossimo, diciamo sì, in un inizio stagione a settembre, diciamo. Come valuta lei e il suo staff il lavoro finora svolto, ecco, immaginando di avere una stagione intera? Ma se fosse stato settembre sarebbe stato spettacolare, perché quando hai 40 giorni di ritiro a disposizione è tanta roba, e quando invece, come abbiamo fatto noi, abbiamo giocato 7 partite in 21 giorni, io sono arrivato il lunedì, mercoledì abbiamo giocato con Barcellona, poi c'è stata la pausa nazionali e abbiamo perso altri 10 giorni. È chiaro che non è facile incidere per vincere come avremmo avuto bisogno una serie di partite di continuo per rientrare nella zona importante della classifica. Di sicuro non so la qualità del lavoro, questo lo devono dire i dirigenti, lo deve dire i giocatori, però sicuramente noi abbiamo dato il massimo e daremo il massimo fino all'ultima partita, perché a me non mi piace andare in vacanza prima. I giocatori lo sanno, per cui noi da domani torneremo ad allenarci e a prepararci per la partita col Bologna. Grazie a tutti. Arrivederci. Buonasera. Nessun giorno di riposo, dice mister Francesco Calzona, già da questa mattina si ritorna a lavoro, anzi penso già dal pomeriggio in realtà. Tuttavia resta chiaro l'imperativo di continuare a lavorare in vista della gara contro il Bologna, che tra l'altro è prevista per il prossimo sabato. Siamo al martedì, non c'è nemmeno tanto tempo per affrontare una delle formazioni più in forma di questo campionato, che vola a ali spiegate verso la qualificazione alla prossima Champions League, e per questo quindi merita tutta l'attenzione da parte degli azzurri. In compagnia di Riccardo mi concentrerei adesso in questo momento sulle pagelle di Udinese-Napoli firmate dal nostro Claudio Russo. In qualche modo le abbiamo anche già commentate ieri sera con Ciro Novellino. Avevamo almeno io avevo delle differenze con quanto scritto da Claudio Russo. Fammi vedere anche tu come la pensi. A proposito
innanzitutto di quello che è il voto che ha dato alla difesa. Meret 6, Di Lorenzo 6, Rachmani 6, Ostigar 5,5, Olivera 6. Ostigar dei 5 mesi mi trovo con quello che dice Claudio, francamente. Meret, partita dove non è che ha avuto chissà quante occasioni per mettersi in mostra. Rachmani errori grossi non li ho visti. Di Lorenzo in fase di spinta, anzi mi è piaciuto di più ieri, nonostante un Politano non al 100%, Di Lorenzo ha fatto la sua partita. Ostigar fino a quel momento non aveva sbagliato granché, poi però sull'occasione del gol di Success se lo perde completamente, sbaglia proprio il movimento Ostigar, e quindi ci sta il mezzo voto, il voto intero in meno, quindi per il resto mi trovo d'accordo con Ostigar. Anche Olivera ha fatto una buona partita, ripeto, ma il Napoli non è che ha fatto chissà quanti errori, poi ne ha fatto uno grande, importante al 93esimo, che va poi ad inficiare tutto il resto, perché altrimenti sarebbe stata una prestazione, non dico scintillante, ma quantomeno sufficiente per quanto riguarda gli azzurri. Anghissà 5,5, Lobotka 6, Kajus 6,5. In realtà me li ricordavo diversi, mi ricordavo uno switch tra Anghissà e lo stesso Lobotka. In questo caso mi trovo molto più d'accordo con Claudio. E a Lobotka avrei dato addirittura 6,5. Sì. Anghissà è insufficiente, ormai proprio pascola in mezzo al campo, purtroppo. Anghissà è totalmente impalpabile, non lo vedi, non fa nulla. Kajus molto bene, molto bene, mi è piaciuto, cioè molto bene, parolone. Spunti interessanti, comunque ha provato la giocata nell'1 contro 1, a saltare l'uomo, un cambio passo, quindi segnali di ripresa in quello che è il suo ruolo, mezzala a sinistra, perché non è l'alternativa di Anghissà, questo lo abbiamo sempre detto. Lobotka per me ieri il migliore del Napoli, questo è l'unico voto sul quale non sono d'accordo con Claudio. Per senso di posizione aveva anche trovato l'assist per il 2-0 di Osimhen, se il nigeriano non fosse stato leggermente in fuorigioco. È costante Lobotka, è una delle poche costanti di questo Napoli. Politano più 6 che 6,5 francamente, perché è vero ha messo l'assist, però non ha fatto la solita partita da Politano, anche perché non era al 100%, lo ha detto lo stesso Calzona. Poi gli altri voti quali sono? Osimhen 6,5, sì, sono d'accordo, perché comunque ha trovato il gol, ne aveva trovato anche un altro, ma poi tiene impegnata la difesa, da questo punto di vista sono d'accordo. Chi manca? Lindstrom alla fine solamente? Eccolo qua. Lindstrom 6, sì, sono d'accordo, senza lode e senza infamia, comunque gettato pronti via nella mischia dopo una vita. Qualcosa di interessante lo ha fatto, soprattutto sui calci piazzati, e per il resto ancora in cerca, insomma, di una collocazione. Sono d'accordo anche con l'insufficienza di Calzona, perché insomma la squadra non sembra seguirlo fino in fondo. C'è quel video di Ostigard che Calzona gli chiede A e Ostigard fa B, e poi nel finale insomma anche la gestione dei cambi magari poteva essere fatta in un modo diverso. Lì sarei andato a mettere Ngongia al posto magari dello stesso Politano un po' prima, che era stanco. Calzona 5,5, un pizzico di velocità iniziale non guasterebbe. L'Udinese è di livello inferiore, ma i suoi mica si muovono negli spazi. La prima mezz'ora annoia tutti, Cannavaro blocca corridoi e lui riesce a sfondare solo un po' a sinistra. Offensivo, vedere così tanto talento, creare un paio di corner in tutto il primo tempo in maniera anche svogliata. Traspare l'impressione di giochicchiare seguendo la linea del vabbè, vediamo se così va. Alla fine basta un'azione per lo 0-1 a ravvivare la partita, a darle un senso. Non battere questa Udinese era imperdonabile, infatti nel recupero si mantiene viva la striscia di partite consecutive con gol subiti. 5,5 è lo stesso voto che sceglie Riccardo Catapano, al quale chiedo anche un commento a questo punto sul valore sul contributo, anzi meglio, che ha dato Ciccio Calzona a tutte le attenuanti del caso. È arrivato a stagione in corso, è arrivato in una stagione dove hanno operato 2 allenatori prima di lui, dove è chiaro lo spogliatoio andava già da una parte completamente diversa rispetto a quanto lui si aspettava. Però ecco, chiedo a Riccardo Catapano se si aspettava qualcosina in più dallo stesso Francesco Calzona. Se l'aspettava pure Calzona, ma la risposta te l'ha data lui. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà, perché poi alla fine il tempo per lavorare l'abbiamo avuto, ma la squadra continua a non seguirmi, quindi Calzona avrà le sue colpe assolutamente sì, come ce le hanno Garcia e lo stesso Mazzarri, come ce l'ha De Laurentiis.
Ma se la squadra ormai è da tempo in vacanza e ha questi atteggiamenti, francamente ci puoi fare ben poco. Ripeto, Calzona secondo me nella gestione cambi e soprattutto nella lettura a gara in corsa non mi ha convinto fino in fondo. D'altronde se prendi 3 gol in 3 partite diverse negli ultimissimi minuti un motivo ci sarà, a prescindere di quelle che sono le indicazioni e la motivazione della squadra, quindi è normale che anche da Calzona mi aspettavo qualcosa in più. Ripeto, a me ieri il Napoli non è che mi è, per quelli che sono gli standard di questa stagione ovviamente, del tutto dispiaciuto. Se là lo trovi il 2-0 la partita la chiudi, ma anche se la porti a casa 1-0 di fatto non hai mai sofferto, cioè l'Udinese non ha mai avuto grandi occasioni. Poi fai un errore del genere, individuale in questo caso secondo me di Ostigard, è normale che ti va poi a compromettere tutto, soprattutto il risultato, è una chiave di lettura diversa. Io ho provato a fare un'analisi senza quell'errore e ripeto, secondo me il Napoli meritava anche di portarla a casa, perché il secondo tempo ha fatto meglio. Però se fai degli errori del genere è normale che la paghi. Però quello è un errore da imputare a Calzona o a Ostigard, in quel caso in generale al posizionamento della difesa. Secondo me più al posizionamento della difesa e all'errore del singolo. Poi ovvio che Calzona dice noi non siamo abituati a giocare nel caos, dobbiamo essere una squadra più costante, più per così dire elegante. Posso essere anche d'accordo, però devi fare di necessità virtù. Quest'anno non sei mai riuscito a essere una squadra ordinata, quasi mai, o meglio ad essere una squadra ordinata, quindi devi saper giocare anche col coltello tra i denti. Se non sei in grado di farlo i risultati poi si vedono e gli errori insomma arrivano poi uno dopo l'altro. CN24, quello scudo col 3 andrebbe tolto per rispetto della dignità di squadra. Dopo tutto l'Inter ce l'ha scucito. In realtà fosse senza numero allora potrei anche darti ragione, caro Tore, lo dovremmo togliere. Ma visto che c'è il numero che ci ricorda che alla fine sono 3 gli scudetti, tutto sommato non mi sembra che sia arrivato un cambiamento, né che ce li abbiano tolti per qualche irregolarità all'esterno del campo, che siano tornati 2, né tantomeno che ne abbiamo vinto un altro e che quindi siano diventati 4. Poi magari, ecco, per i prossimi mesi possiamo anche pensare ad un restyling della scenografia nel suo complesso, ma questo è evidentemente un altro discorso. A proposito di Francesco Calzona, volevo giusto concludere quello che è il discorso di Riccardo dicendo che mi aspettavo anche io qualcosina in più, perché sapevamo di quelle che erano le difficoltà dello spogliatoio. D'altronde, se si chiedeva un Tudor, se si dice che Conte è capace di ravvivare una squadra, di tenerla unita, è perché all'allenatore si chiede anche questo. All'allenatore si chiede anche di avere la possibilità e la capacità di influire in una situazione complicata. D'altronde, se non fosse stata così difficile la situazione, non credo che ci sarebbero serviti tanti allenatori, non credo che ci sarebbe stato un altro cambio anche alla fine praticamente della stagione, quando i giochi non erano scritti, perché c'era ancora qualche mese per lavorare, ma tutto sommato, ecco, se arriva un cambio è perché ci si aspetta dei risultati che, ripeto, con tutte le attenuanti del caso, poi non sono arrivati. Sì, bisogna fare, non dico tabula rasa, ma bisogna saper come ripartire. E De Laurentiis si deve affidare a qualcuno che riesca a far ripartire questo Napoli. Non è De Laurentiis colui che deve far ripartire il Napoli, abbiamo già visto, no? Quelli che sono stati i risultati. Ci sono le trattative in corso, per l'allenatore, il direttore sportivo ormai lo conosciamo, sarà Giovanni Manna. Io l'altra volta mi sono permesso di dire che non ho tutta questa fiducia francamente in vista della prossima stagione, perché servirà un grande lavoro soprattutto psicologico e vedremo quelli che saranno i nomi, ma soprattutto se saranno lasciati lavorare, perché il grande dubbio è quello. De Laurentiis lo sappiamo, sceglie l'allenatore, il direttore sportivo, i primi 2 mesi magari su idilliaci, poi iniziano le prime crepe. A me questo un po' sfiducia. Io non so quanto De Laurentiis abbia imparato dai propri errori, non mi aspetto un mercato fantasmagorico da parte del Napoli, se non quei 4-5 acquisti, seppur ce ne sarebbe da farne almeno una decina per cambiare il corso di questa squadra, soprattutto in base a quelli che sono i nomi degli allenatori che vengono accostati al Napoli, qualora dovesse essere un Gasperini di turno. Con Italiano ripartiresti da una base sicuramente un po' più affine rispetto alla rosa attuale, però poi li devi andare a recuperare questi giocatori. Insomma, io vedo un po' di tanta confusione. Mi auguravo che con il passare delle giornate, delle settimane, dei mesi
si avessero le idee un po' più chiare. Adesso attendiamo questa fine di queste tre giornate, vedremo dove arriverà il Napoli, se sarà in Conference o senza Europa l'anno prossimo, e poi bisognerà iniziare a tirare le fila e a riorganizzare quella che ci auguriamo possa essere una veloce risalita da parte di questa squadra, perché c'è tanta differenza a dire non si può lottare per un secondo scudetto ed arrivare in realtà ad oggi ottavi in campionati con il rischio di arrivare noni. Il Napoli non ha mai ottenuto nulla di importante concentrandosi solo sul campionato. In realtà, caro Tore, mi sa che sono anni, più di 10 probabilmente, che il Napoli ha sempre il doppio confronto, ha sempre la competizione europea. Se vedeva con Sarri la snobbavi, penso fosse quello però in quel caso poi i risultati arrivavano. A me mi risulta che Sarri l'abbia raggiunta la qualificazione in Champions League, l'obiettivo in campionato sia stato sempre raggiunto. Ho capito, però l'obiettivo di Sarri, o meglio, l'obiettivo che la società poneva a Sarri non era sicuramente vinci lo scudetto, tranne l'ultimo. L'obiettivo che la società, ma nemmeno l'ultimo anno. L'ultimo anno era diventato l'obiettivo del Napoli. Era diventato l'obiettivo del Napoli, il famoso patto nello spogliatoio dal quale fu conseguenziale, insomma, dal quale era escluso chiunque che non fosse staff e squadra. Quello che dice Torre, dice l'ultimo anno si è arrivato a 91 punti, perché di fatto poi l'Europa, quell'anno Sarri disse non abbiamo la rosa per fare entrambe le competizioni. Infatti il Napoli snobbò totalmente l'Europa per dedicarsi al campionato. E allora l'ha ottenuto qualcosa concentrandoci solo sul campionato. No, ma infatti il Napoli, stando sempre in Europa, non è che non mi ricordo stagioni dove proprio l'hai snobbata l'Europa, se non quella dei 91 punti di Sarri, dove a un certo punto il Napoli decise proprio c'è il campionato di mezzo, puntiamo al campionato perché abbiamo veramente la grande chance di vincere. Poi gli altri anni mi posso ricordare un'Europa League con allora lui dice, stavo rispondendo ad un utente, l'Europa per il Napoli è importante e su questo siamo assolutamente d'accordo. Qualche anno con Mazzarri, mi ricordo un'eliminazione col Victoria Pilsen, ma insomma poi per il resto il Napoli ha sempre cercato di onorarla l'Europa, ma è anche per questo io continuo a dire che io preferisco francamente andarmi a fare la Conference che non fare proprio l'Europa l'anno prossimo. A parte il fatto che la Conference ti dà, secondo me, tralasciando l'aspetto economico e bla bla bla, che lo sappiamo che vale un'infinità di meno rispetto alla Champions e all'Europa League stessa, però lo stesso appuntamento settimanale dell'Europa League contro avversari sulla carta meno forti, e secondo me hai pure il rischio di andarla poi a giocartela fino alla fine questa competizione. Io preferisco sempre competere su più fronti che alla fine dedicarmi solo al campionato. Poi metti caso che sbaglio, il campionato diventa già a ottobre, novembre, dicembre, se faccio male diventa una stagione fallimentare. Invece l'Europa League ti dà, in questo caso la Conference, ti dà anche la possibilità magari di far giocare e di valorizzare i calciatori che in campionato giocano meno. Quindi io non sono d'accordo con chi dice meglio andare fuori dall'Europa e non andare in Conference e dedicarsi solo al campionato che fare la Conference. Io mi farei volentieri a questo punto, cioè volentieri, costretto in questo caso, mi farei la Conference. Però Riccardo, adesso sinceramente, da giornalista, non preferiresti un Napoli impegnato anche in Europa anziché solo in campionato? Io te lo dico papale, se il Napoli non va in Europa è anche un danno economico per noi. Quindi cominciamo a dire questo, è un danno economico, un danno lavorativo. Non perché il Napoli ci paghi, No, perché il Napoli ci paghi, perché vengono meno le trasferte europee, le dirette europee, le conferenze, cioè, quindi hai molto meno di cui parlare durante la settimana, hai molti meno spunti per poter analizzare la stagione del Napoli. Quindi cioè, il Napoli che non va in Europa è un danno per il Napoli, per i tifosi, per le TV, per i giornalisti, è un danno per tutti, oltre al danno di immagine per una squadra che vedrebbe poi interrompersi il suo, tra virgolette, record di partecipazioni consecutive alla Champions. Non è che il Napoli ci paga se va a fare l'Europa League o la Conference, anzi sono comunque delle spese in più per noi per organizzare le trasferte, le dirette, eccetera eccetera eccetera, ma è comunque molto più bello giornalisticamente anche per lo stesso tifoso vivere e raccontare un'esperienza europea, che sia la Champions, la Conference League o l'Intertoto come si chiamava all'epoca, che non farlo. Il PSG è più forte in casa, si sta parlando della Champions League di questa sera ai capitolini di Francia, con la vecchia conoscenza del Napoli, Fabian Ruiz, il compito di provare a ribaltare il risultato dell'andata contro il Borussia Dortmund. Fabio poi aggiunge: ma in Conference quanto si può prendere? I soldi veri sono quelli della Champions League, e su questo ovviamente non ci piove.
è chiaro. Lo stesso De Laurentiis nelle sue uscite, soprattutto qualche tempo fa, ebbe a modo di dire: l'Europa League a cosa serve? L'Europa League, immaginatevi la Conference. Quindi una volta detto l'Europa League a cosa serve, ci fa chiaramente capire tutto ciò, ma al tempo stesso poi noi allarghiamo il discorso, non diciamo che va giocata semplicemente perché è una competizione che porta soldi, anche perché non ne porta tantissimi, ma è importante per una squadra come il Napoli restare nel novero di quelle formazioni che giocano le coppe europee. E se anche dovesse essere una Conference League, a questo punto mi viene da dire che, visto come si è comportato il Napoli nelle ultime stagioni, quasi quasi sarebbe il caso di giocare una Conference, che può essere giocata per vincere da una squadra come questa, ammesso che l'organico nella sua ossatura abbia ancora lo stesso livello, piuttosto che la Champions. Lo so bene, è quasi naive come discorso, perché bisognerebbe tenere presente l'argent, no? L'economia, ma in mancanza, onestamente, meglio una Conference che una annata senza coppe europee per quel che riguarda il Napoli. Siamo pronti per andare al telefono, lo facciamo dando il buongiorno a Marco Bucciantini. Ciao Marco, come stai? Ciao Marco. Bene, ciao, buongiorno a voi. Un piacere risentirti, un piacere poter parlare con te di quelle che sono le tematiche di attualità in casa Napoli. Ieri l'ennesimo risultato deludente, fa specie che dopo un anno a Udine con lo stesso risultato le sensazioni siano totalmente diverse. A me fanno pensare anche e soprattutto le parole di mister Calzona, che anche ieri sera ha ribadito una sorta di come dire, atteggiamento sorpreso del fatto di non essere riuscito ad incidere, del fatto che non si aspettasse una situazione così complicata. Ha ammesso tuttavia quelle che sono state evidentemente anche le sue colpe, provando alla fine soltanto della conferenza a dire: noi non ci riposiamo, vogliamo concludere al meglio la stagione. Ma comunque sia, concluderla in Europa per una squadra che negli ultimi 10 anni è l'unica italiana a esserci sempre andata da quando ha cominciato ad andarci il Napoli, no? Ormai sono quasi 15 anni, mi pare, no? 13 o 14. Secondo me non è un obiettivo. È chiaro che dopo la stagione dello scorso anno una qualificazione in Europa League o addirittura in Conference pare vedi quello che non c'è, ed è così, ed è giusto raccontarla come deludente questa stagione, ma credere di non avere obiettivi al di là dell'orgoglio e della dignità dello stato in campo è sbagliato. C'è proprio un obiettivo pratico, che è lasciare la squadra in Europa, cioè lasciare la squadra impegnata nel mezzo alla settimana, perché poi tra l'altro uscire un attimo, guardate Chelsea e United, no? Quando comincia ad andare male e a perdere l'Europa, non che la ritrovi solo perché comunque hai potenziale, perché comunque sei abituato a farla, cioè è sempre meglio restarci dentro le dimensioni, anche a ciuffare un'Europa meno nobile, ma rimanere in Europa è un grande obiettivo. Quello principale è fare meglio. Allora la squadra ieri secondo me ha combattuto, cioè rispetto ad altre prestazioni la lotta la fa. A volte, cioè, a Empoli non ci fu nemmeno un po' di vibrazione di squadra. Ieri la squadra ha vibrato, poteva raddoppiare in un campo dove di fronte avevi una squadra piena di necessità, di corsa, di combattività. Cioè, questa prestazione è andata. Per me il problema del Napoli non è in questo momento la reazione emotiva, in questo momento è la povertà tattica di questa squadra. Cioè, quello che colpisce è come lo scorso anno facesse bene tutto e insieme, e come quest'anno manca sempre qualcosa e qualcuno, e quando provi anche tra l'altro a cercare qualcosa da chi ti ha dato poco non la trovi. C'è qualcuno che quest'anno ormai è assente, anche chi ieri sera ci ha provato per la prima volta, voglio dire, no? Cioè, non ce la fa a darti niente. Secondo me, Marco, hai centrato benissimo proprio quello che è lo specchio della situazione del Napoli. Il Napoli, secondo me, almeno questa rosa negli anni, quelli addietro, dai tempi di Sarri fino a Luciano Spalletti, i Napoli migliori che abbiamo visto erano sempre quelli con una consapevolezza tattica.
Ognuno sapeva precisamente cosa fare e dove trovare il proprio compagno di squadra, che fosse in un fraseggio un po' più ragionato in orizzontale oppure in verticale. Ecco, una consapevolezza tattica che purtroppo in quest'annata sin dall'inizio si è persa. Allora la vera domanda è, visto che io valuto difficile la possibilità, come leggo in giro, che De Laurentiis possa cambiare 12-13 giocatori in questa squadra, mi sembra francamente un'assurdità in questo momento, a maggior ragione se il Napoli non dovesse arrivare in Europa. Per riavere questa consapevolezza tattica bisogna, secondo te, insistere su questa tipologia di gioco che ha reso comunque il Napoli quello che abbiamo visto negli ultimi anni, oppure credi che sia arrivato il momento anche di rompere un pochino con gli schemi del recente passato e affidarsi magari ad un allenatore che ha delle concezioni di gioco totalmente diverse da quelle a cui siamo abituati a vedere a Napoli? Guarda, io su questo ho le idee chiare ormai da settembre-ottobre. Non posso alzare il ditino e dire l'ho detto prima, perché bisognava avercela più chiara a giugno questa cosa. Cioè di cosa era un'eredità. Il Napoli, indipendentemente da quanti giocatori resteranno, e secondo me De Laurentiis oltre a essere deluso, penso, da se stesso, è anche deluso da altri, dopo aver per un anno dato le colpe a De Laurentiis, che ce l'ha, è anche giusto accostarsi a questa delusione per tanti giocatori che hanno davvero dimostrato poco amor proprio e poco senso anche d'avventura, d'insieme. Ma per me il leader di questa squadra era un progetto di gioco. Il leader era quello che succedeva dal lunedì al sabato, perché faccio riferimento alla partita della domenica, una cosa un po' demodè, ma è per capirsi, no? Diciamo, dal lunedì, il leader era quello, era il metodo, sì. Non il modulo, il metodo, l'esercitazione, l'allenamento, il lavoro, arrivare in quel modo lì. Così Spalletti è diventato leader. Poi ovviamente le idee di Spalletti le sappiamo, sono state decisive, ma è aver convinto che con l'allenamento, col sacrificio, con la disponibilità, con la fiducia, creando quindi questo rapporto fortissimo, e ultimamente l'ha ricordato anche Spalletti, fa lui lo spogliatoio, che si era creata, che era il valore in più del Napoli, ma non il 4-3-3. Aver creduto che una gestione di quel modulo bastasse è stato il grande errore. Non erano giocatori con i quali poteva bastare la gestione. Cioè, la verità adesso, e possiamo dire che non erano giocatori, non avevano la forza individuale per cui bastasse gestire il modulo. Bisognava replicare un metodo. Poi potevi fare anche il 9-1-1, l'8-0-2, potevi fare il 3-5-2, il 4, e come ti pare. Ma era il metodo, cioè era quello che succedeva da lunedì al sabato che doveva essere replicato, cioè avvicinato, replicato, cioè nelle intenzioni. La gestione è stato l'errore. Tu pensavi di poter gestire uno scudetto, era impossibile, un po' perché uno scudetto a Napoli non è come uno scudetto a Milano o a Torino, e un po' perché non erano giocatori che con la gestione li tenevi al massimo. Quindi l'anno prossimo arrivi qualsiasi allenatore, ma sia un allenatore che crede tantissimo in quello che può dare, che considera il suo lavoro decisivo, perché non tutti ne parlano così, che la parola gestione la associa cioè che pensi che gestire sia essere lavativi. Cioè un allenatore imprime tutto se stesso, li annoia, li stufa i giocatori, li schianta. Ecco, arrivi questo tipo di allenatore e allora va bene qualsiasi tipo di modulo. Infatti quando sento dire Gasperini, Conte, Italiano, a me vanno bene tutti per il Napoli, perché comunque sono tutti allenatori ossessionati dal coprire la squadra con le loro idee, con il loro metodo, con il loro esercizio del gioco. Pioli non l'hai nominato, è un caso o non fa parte di questo gruppo? No, non è un caso. Pioli è eccezionale, no, per carità, anzi è l'unico amico che ho in panchina in Serie A. Gli voglio perfino anche bene. No, è perché ho sentito più avanti questi, o forse c'è una parte di me che non si rassegna che Pioli
se ne vada dal Milan, ma in realtà poi tutte queste squadre cambieranno. No, Pioli perfetto per Napoli. A questi tre a quello che danno questi tre aggiunge probabilmente una duttilità caratteriale. Però anche su questo fatto che non lavoro con De Laurentiis, non può quello con De Laurentiis, ma smettiamo di dire questo. Cioè, smettiamo di pensare che De Laurentiis ti respingi dopo un po' che lo conosci, ma tutti sono venuti a Napoli. È venuto Ancelotti, è venuto Sarri. Guardate che Sarri non è un carattere facile, lo conoscete meglio di me, certo. no? Spalletti, oltre al carattere più difficile della storia dei caratteri dell'universo, insomma, e invece si sono esaltati a Napoli. Poi alla lunga è difficile magari, ma smettiamo di pensare che ci sono troppi luoghi comuni nel calcio, come quello che Conte viene solo se c'è da... Conte i soldi li crea nelle società, non li butta via. Conte ti fa spendere 70 per Lukaku, ma te lo fa rivendere a 110, capito? Conte ti prende Giaccherini, Vucinic, Quagliarella, Mata, Di Pepe, Lichtsteiner e ti vince un campionato. Questo, quindi basta luoghi comuni. Marco, mi senti? No, mi sa che abbiamo... Sì, lo sentiamo. ti avevo perso per gli ultimi 10 secondi. No, basta luoghi comuni, basta luoghi comuni nel calcio, cioè capito il discorso su Conte che ho fatto, no? Cioè, quando dice Conte non può venire a Napoli, Conte va solo dove c'è da spendere. Conte è uno di quelli che sì, ti fa spendere qualche soldo, ma se ti fa comprare Lukaku a 70 te lo fa rivendere a 110. Marco, un'ultima considerazione, mi interessa molto sapere il tuo parere sulla volontà del governo di seguire con più attenzione a bilanci, più attenzione finanziaria a quello che fa il mondo del calcio. Pensi che siano tempi maturi e se evidentemente la famosa autonomia del calcio va in qualche modo rivista? Allora, l'autonomia dello sport, no del calcio, dello sport è ovviamente importante. Io penso che anche i grandi concetti, anche i capisaldi col tempo si aggiustano e poi niente è giusto che resista alla prova del tempo e continua ad esserci campionati con il 75% delle società a debito. Se negli ultimi 50 anni sono fallite un centinaio di società nel professionismo, cosa me ne faccio dell'autonomia? Io ho bisogno delle cose che funzionano, non di regole astratte, non di ideologia. Poi quello che sta proponendo il governo, un organo che comunque controlli ma non decida, può anche non ledere l'autonomia. Vediamo anche come si appuntella, perché un organo di controllo che non decide, però fa sapere al mondo, guardate che così non va bene, guardate che questa società così non può andare avanti, ben venga. E d'altra parte, ripeto, al di là delle astrazioni e delle formule ideologiche, le cose devono funzionare e probabilmente non sono funzionate bene. Io faccio presente che nel mondo del calcio 10 giorni fa il numero 1 Gravina e il numero 1 del sindacato delle grandi squadre, cioè Casini, si sono detti delle offese, mandate delle accuse irripetibili. Cioè si sono sostanzialmente dati, lì c'è uno che vuole fare il boss, si riferiva allo Tito Gravina, e di là c'è una gestione sostanzialmente, diceva, molto chiusa della fede del calcio, anzi diceva dei termini, mi venivano dei termini brutti, non voglio farvi rischiare quella a voi, non voglio prendere io, ma si sono detti di tutto. Se questo è lo stato del calcio, che un ministro a un certo punto gli dica insomma, è il caso che facciate la guerra fra voi con tutto, cioè chi è che dei due è virtuoso, chi è fra Lega Calcio e Federazione che così è virtuoso da poter far la morale agli altri? Forse nessuno. Ripeto, io sono per l'autonomia dello sport, però non sono per formule ideologiche che diventano astratte alla prova dei fatti, e vediamo come si appunterà. Ma un organo che controlla e magari non decide ma aiuta le decisioni, per me ci sta benissimo. Anche perché, ragazzi, sono società che agiscono su un territorio nazionale. Ora va bene l'UEFA, va bene la FIFA, ma sono società che operano su un territorio nazionale. Anche questo fatto, sapete, questo è il mito, l'autonomia. Non può diventare un mito l'autonomia dello sport. Cioè, se io do una pedata in campo a un centravanti, è chiaro che non vado a processo. Se lo do per la strada a uno di voi due, vado a processo.
te lo do anche, e quella mi sembra, no, già se ci fai c'è già delle grandi forme di autonomia, no? Le clausole compromissorie e tutto, ci sono degli spazi inviolabili, no? Però ragazzi, fare attività in modo serio, in modo legale, attiene anche alla funzione di uno Stato, non solo di un governo dello sport. Sempre un grandissimo piacere, grazie mille Marco Bucciantini, un abbraccio, buon lavoro. Ciao. Grazie al giornalista Marco Bucciantini. Sempre illuminante Marco. Cannavaro, come lo vedi? Illuminato? Ma sta facendo il suo, francamente, si vede che l'Udinese insomma ha comunque dei problemi. A me ieri, diciamoci con tutto il bene del canale, il Napoli era un po' regalato a sto punto, perché insomma se lì hai una attenzione minima, non dico una difesa arcigna come l'Inter col Barcellona del 2010, no? Non dico quello, allora, un attimo un po' più attento, una copertura in più, una preventiva in più, magari sei un po' più sull'uomo, in quel caso sul calcio di punizione quel gol non lo prendi, è normale che però Cannavaro insomma è arrivato in una situazione complicata, gli ultimi 20 minuti con la Roma, beffato all'ultimo istante, poi ha affrontato il Bologna fuori casa e ha strappato un punto, ha affrontato questo Napoli e comunque di riffo di raffa l'ha strappato un punto, adesso avrà 3 scontri salvezza, 3 scontri diretti per cercare di salvare l'Udinese, sta lavorando tanto soprattutto sull'aspetto mentale dei friulani, che ieri dopo l'1-0 del Napoli, nonostante abbiano rischiato di subire anche il secondo, sono rimasti e comunque hanno il merito che sono rimasti in partita, poi ripeto c'è stato l'errore della difesa partenopea, hanno trovato questo punto, però così come, mettiamola così, come gli era stato tolto con la Roma l'hanno beccato col Napoli, ecco, non che sia una fortuna per noi, ma la stagione più o meno va così e l'abbiamo capito. Vediamo quello che sarà in grado di fare Cannavaro, perché un conto è dire giochi contro Roma, Bologna e Udinese e Napoli, dove il pallino del gioco un po' lo lasci agli avversari che hanno delle caratteristiche un po' più giochiste e quindi l'Udinese resta un po' più bassa per poi colpire in contropiede. Quando adesso dovrai andare a affrontare le altre squadre, mi pare la prossima è contro il Lecce, e beh, lì non ti basterà difenderti, dovrai iniziare a fare la partita e lì dovremo vedere poi effettivamente Cannavaro che cosa avrà portato ai friulani. Facciamo un po' il tifo per Cannavaro a questo punto. Passata l'Udinese, gli auguriamo di riuscire a salvare i friulani. Si deve salvare chi se lo merita, chi farà meglio. In questo momento il Lecce penso che sia abbastanza tranquillo a 37. Ci potranno essere delle antipatie sportive con il Verona. Signori, Marco Baroni è un allenatore con la A maiuscola. Cioè il Verona a gennaio, già l'anno scorso, vabbè, il Verona ha fatto un miracolo. Il Verona a gennaio ha venduto tutti gli hanno lasciato 3 di loro praticamente a Baroni, tutti quanti dicevano vabbè il Verona ragazzi, e quando si salva sto Verona? 34 punti ragazzi, sta facendo un capolavoro il Verona, quindi secondo me sul campo se lo stanno meritando. Ser Claudio Ranieri, come fai a non volergli male, a non volergli bene a Ser Claudio Ranieri? Quindi io mi auguro che Ranieri possa salvarsi. Poi c'è il Frosinone, l'Empoli, l'Udinese ed il Sassuolo. Io non lo so poi chi tra queste si salverà oppure no, però credo che ad oggi ci sono delle squadre che stanno facendo meglio rispetto alle altre. Qual è quella più... Pensi che il Lecce sia abbastanza tranquillo? 37 punti a 3 giornate l'Udinese dovrebbe fare l'Udinese 3 vittorie. Ma poi allo scontro diretto, se Lecce non perde con l'Udinese praticamente è fatta. Sì, è fatto. Diciamocelo come stanno, ad oggi quelle che stanno facendo peggio sono proprio Udinese e Sassuolo, ad oggi. Per quello che vedo, perché comunque il Frosinone bene o male le sue partite le fa, i suoi punti li raccoglie, seppur dopo un grande avvio un po' è venuto meno. L'Empoli non prende più gol, da quando è arrivato Nicola, se non sbaglio è la seconda o terza difesa in Serie A, gli manca qualcosino davanti, ma comunque le sue partite le sta facendo. Il Sassuolo è riuscito a trovare questi 3 punti contro un'Inter ovviamente demotivata eccetera eccetera, non ci metto in mezzo il discorso Marotta e Carnevali perché è semplicemente puro gossip e non mi piace questo, così come non mi piaceva chi ha detto il Napoli andrà a Udine e regalerà il punto, che poi effettivamente gliel'ha regalato, però per altri motivi non c'era nulla se voleva fare un regalo poteva farne anche 3 a sto punto. Non aspettava il 93esimo per così dire, però ad oggi veramente Udinese e Sassuolo sono quelle che mi stanno convincendo di meno, molto ovviamente alla Salernitana perché ovviamente è già retrocesso. Ascoltiamo allora il capitano Fabio Cannavaro in conferenza stampa del mister, la prima fila per l'Ansa. Buonasera mister, sensazioni contrastanti, lo stadio era in apnea sul raddoppio e poi è scoppiato all'ultimo istante.
quanto vale questo punto? Perché ho come l'impressione che l'aritmetica dica 1, ma valga veramente molto di più. E posso anche farle le congratulazioni, perché la scelta di cambiare l'attacco è stata una scelta un po' come di grande disinvoltura, di grande voglia di riprenderla. È stato un messaggio per tutti, anche per lo stadio. Grazie mister. Sicuramente gliel'ho detto dal primo giorno, io devo cercare di utilizzarli tutti e gestirli soprattutto, perché abbiamo ancora, Davis per dire ancora non può fare una partita intera, Success veniva sicuramente da 2 partite dove non era stato chiamato in causa, ma abbiamo preferito fare il primo tempo con Brenner, ma per una gestione. Io quando preparo le partite cerco di prepararmi 2 o 3 cose e poi è normale, poi dopo le partite ti portano a farne altre, però questo è un punto che ci dà tanto, perché ci fa capire che dobbiamo continuare a lavorare così, ci fa capire che dobbiamo, soprattutto sulla gestione della palla, perdiamo troppe palle, siamo troppo bassi a volte, voi per il sistema, voi perché abbiamo giocato contro le 2 squadre con un possesso alto più alto della Serie A, però dobbiamo avere più coraggio e in certi momenti l'ho visto, mi è piaciuto e sicuramente questo ci dà la consapevolezza che non siamo ancora morti, come magari pensava qualcuno prima di questa partita, perché il Napoli comunque è venuto qui, si è giocato la partita, ha fatto una partita in modo serio, si è visto come magari hanno perso anche tempo alla fine e questo sicuramente a noi ci fa piacere di aver raccolto questo punto che ci dà grande morale e consapevolezza di dover continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi altre domande, Gazzetta dello Sport, seconda fila. Mister, c'era la sensazione anche oggettiva per certi versi che la squadra avesse molta paura, no? Soprattutto primo tempo, poi quando ha preso il gol eccetera, anche diciamo incertezze di giocatori che si sono presi molte responsabilità come Biol ne sono testimoni. Secondo te un momento slide indoor così può essere davvero tale, cioè può dare una piccola svolta, emancipare anche un po' da quella paura che è difficile, no? Perché tu dici dobbiamo essere più coraggiosi, avere meno paura, poi te la fai sotto. Io ho visto le partite perché è inevitabile che questa squadra ha giocato in passato, voi lo sapete meglio di me, la paura che c'era era tantissima, non è facile toglierla in 10 giorni di lavoro, però sicuramente questo risultato. Oggi rispetto a Bologna mancavano 3 titolari, più quelli che stanno fuori, fa capire che comunque chi era fuori è entrato, ha fatto la sua parte, ha sofferto e da qui alla fine ho bisogno di tutti quanti e quindi per questo sicuramente questo punto qua ci può dare la consapevolezza che la strada è giusta. Ultima cosa, se sappiamo come sta Pereira. Ha un problema al ginocchio che si porta indietro da tanto tempo. Correndo male un po', diciamo che questi giorni aveva risentito un po' un problema all'adduttore e non l'ho rischiato. Non so pazzo che non l'ho fatto giocare. Andiamo prima da Calcio FVG e poi in seconda fila da Udinese. Mister, oggi ha segnato proprio Isaac Sasses, che è stato uno dei giocatori più criticati finora in questo momento. Al rientro nello spogliatoio che giocatore ha visto? Cioè questo gol ha dato in qualche modo una carica, possiamo dire di averlo per le ultime gare? Ma proprio ieri mattina ho chiamato nel mio spogliatoio e ci ho parlato un po', perché era l'unico che non era entrato, era l'unico che comunque vedevo che si era un po' isolato e gli ho detto guarda che io so così, devo conoscere tutti quanti e non è detto che domani non entri, non giochi, quindi ho bisogno di gente positiva, gente consapevole che da qui alle prossime 3 settimane ci giochiamo tutto. E sicuramente ha risposto bene, ma è un giocatore che va ritrovato anche lui, va ritrovato e spero che questo gol gli permetta di essere più tranquillo, anche perché
Non dimenticate che Lucca quest'anno si è trovato a dover sopportare tutto l'attacco da solo, è giovane, cerca di dare il massimo. Oggi era con Bren che anche lui è un giocatore che quest'anno ha avuto dei problemi, Davis ha avuto dei problemi, quindi devo essere bravo io a cercare di gestirli, però sicuramente anche a lui questo gol gli fa bene. Tutto Udinese. Eccoci mister, sempre a proposito dell'attacco abbiamo visto il doppio cambio per un attacco più pesante, può essere un po' questa la soluzione da qui alla fine? Ogni partita ha una storia a sé, sicuramente io già l'avevo pensato, non l'ho provato dall'inizio perché sapevo che il secondo tempo poi ci dovevamo giocare delle carte, 1-2, 2-1, cioè 1-2, 2-1, noi dobbiamo portare gente in attacco perché sappiamo che per far gol non puoi sperare solo in un attaccante che sta lì da solo e lotta insieme contro gli altri. E sicuramente, ripeto, io quando mi metto lì a studiare un po' le possibilità le devo cercare tutte. Sicuramente avere 2 attaccanti di peso davanti può servire. Ho un trequartista alle spalle, abbiamo visto che la Bocta comunque oggi era uno che andava molto avanti, cercavamo di trovare quella zona ma non era facile. Meglio averli che non averli. Messaggero Veneto, in fondo tutto. Buonasera mister, può essere Davis l'arma in più in questo finale di stagione alla luce di quello che lei ha detto su Lucca, che ha sopportato da solo tutto il peso dell'attacco per tutto l'anno, sì, perché ha dimostrato proprio di saper giocare, anche di saper dialogare con gli altri. Si vede che è un giocatore che ha delle grandissime qualità, si vede che è un giocatore di un altro livello, ma perché ha già tanta esperienza in altri campionati importanti, però va gestito. La cosa che mi dispiace è che va gestito, però ecco, meglio ad averlo, perché abbiamo visto che comunque tra domenica e oggi si è creato delle situazioni importanti. Qui in seconda fila, prego. Sì, buonasera mister, sono Alessandro Cardito per Casa Napoli. Sono un bel po' emozionato perché, come lei mi può capire, ho giocato con suo papà al Casal Posillipo oramai troppi anni fa. Volevo chiedere, con tanta cultura calcistica difensiva in famiglia, non le devo spiegare, abbiamo visto che nelle marcature, soprattutto su palla inattiva, è cambiato qualcosa dalla zona pura, certo. Ha forse fatto delle altre proposte, lei immagina anche con suo fratello Paolo. Ci può illustrare qualcosina senza essere troppo irriverenti? Io sono cresciuto con la marcatura uomo e soprattutto sui calci piazzati, e diciamo che la mia statistica non è male, la mia statistica personale, pur non essendo strutturato come sono oggi, diciamo che mi porto dietro, e allora ho cercato di cambiare, anche perché veramente il punto perso con la Roma speriamo non sia importante, perché è vero che l'abbiamo recuperato oggi, ma siamo in credito a Bologna, quindi abbiamo dovuto cambiare, sta funzionando ma non è una certezza. Si può prendere gol a zona mista, uomo, l'importante è l'attenzione, e oggi sicuramente sono stati bravi sotto quel punto di vista. Dobbiamo migliorare ancora su certe situazioni, perché non si possono fare dei falli stupidi in certe zone del campo, perché regaliamo possibilità alle squadre avversarie. Chiudiamo in terza fila con Lussi. E poi l'ultima per tutto calciomercato. Buonasera mister, sono Piero Micoli, 7 giorni in Friuli. Io sono friulano naturalmente, però la mia domanda mi è stata parzialmente bruciata, però c'è ancora spazio per completarla. In ogni caso io gliela faccio in napoletano. Lei ha fatto un miracolo stasera, perché lei ha rivitalizzato un giocatore che qui a Udine era ormai bruciato e strabruciato, e lei ha corso un grosso rischio. Qual è stato il motivo che l'ha fatto correre questo rischio? Cosa ha visto in questa possibilità di riutilizzare un giocatore che lei sapeva evidentemente essere stato bruciato? Con coraggio. Complimenti. No, io penso che non devo avere paura di utilizzare i miei giocatori. Io ho bisogno di tutti quanti. E sicuramente è stato un giocatore che, lo so che è stato un giocatore criticato molto in questo stadio.
Ingiustamente, perché quest'anno è andata così, ma l'anno scorso ha salvato mezza squadra. No, speriamo che siamo ancora in tempo. Però sicuramente è un giocatore che a me serve, un giocatore che ho bisogno perché ha forza, ha qualità, sa raccordare col centrocampo, con l'attacco, è un giocatore sicuramente che ci serve. Infatti proprio quando ho cambiato il sistema negli ultimi 10 minuti si è messo tra le linee e sicuramente ha dato qualche problema in più alla squadra avversaria. Però ripeto, da qui alla fine ho bisogno di tutti quanti, non è facile. Un mio allenatore importante mi ha mandato un messaggio dicendo è dura ma non impossibile. Chiudiamo veloci con calciomercato. Sì, mister, buonasera. Per Lecce speri di recuperare qualcuno e che partita ti aspetti, dato che giochi di nuovo di lunedì con Lecce che potrebbe anche essere già salvo? No, quello non mi interessa, noi dobbiamo pensare a preparare la partita per cercare di andare a Lecce, giocarcela e cercare di fare quanti più punti possibili. Il fatto di giocare il lunedì a volte può essere un vantaggio, a volte no, perché se guardiamo oggi era sicuramente difficile. Però ripeto, abbiamo giorni per poterla prepararci bene, speriamo. I 2 squalificati sicuro, Pereira anche, e sto aspettando qualche regalo dallo staff medico, ma è un po' più difficile. Speriamo di non perderne altri soprattutto. Grazie. No, posso chiederle che emozione ha provato in Serie A in quell'istante in cui è entrato con la squadra? Ma tutti sapete che comunque io sono napoletano, ho giocato nel Napoli, ho sempre stato tifoso del Napoli e sicuramente giocare contro il Napoli per me non è mai stato facile, però ecco, quelle sono emozioni che poi dopo quando fischia l'arbitro devono passare e poi quando finisce magari ritornano. Ciao! E chiaramente Fabio Cannavaro non può dimenticare quelle che sono le sue origini, quella che è la sua storia, quello che è il suo tifo. Poi quando si va in campo il discorso chiaramente è diverso, un po' come noi che tifiamo Napoli, non lo nascondiamo, però da giornalisti sempre prima pensiamo innanzitutto a chi ci segue, pensiamo innanzitutto a fare una corretta informazione per lettori, nel caso di calcionapoli24.it, ascoltatori, spettatori per la TV. Momento mercato. Ah, che bello. Pensavi che te la saresti scansata, vero? E invece no. Napoli su Manuel Ugarte del PSG. Per il Corriere dello Sport ci pensa anche la Juve, può giocare in 2 ruoli. È un po' una delle alternative a Sudakov, del quale abbiamo ascoltato la gente, il quale ci ha anche chiarito un po' quello che è successo, quello che poteva succedere non è successo e chissà quello che potrebbe succedere. Poco, a vedere le pretese che oggi ha lo Shakhtar per Sudakov, e quindi si guarda agli altri profili, alle possibili alternative. Piace Manuel Ugarte, 23 anni, uruguaiano, mediano, abile a giocare nei 2 di centrocampo, arrivato a luglio ma protagonista di un rapporto non esattamente idilliaco con Luis Enrique. Anche la Juve ci ha pensato. È nato nel mio stesso giorno, l'11 aprile, 12 anni dopo, nel 2001. Come l'altro obiettivo, Manu Koné, anche Ugarte ha 23 anni, col PSG è stato protagonista in stagione, 35 presenze, 3 assist in Liga nel ruolo di mediano. Ripetiamo però un rapporto non propriamente idilliaco, con la nazionale uruguaiana vanta 14 presenze ed era tra i convocati anche nell'ultimo mondiale, quello in Qatar nel 2022. Altra alternativa che il Napoli può avere rispetto a Sudakov per un nome in mediana è costituito appunto da Manu Koné, che prima il Corriere dello Sport andava a citare, mettendolo tuttavia in quella lista di calciatori sicuramente prestanti, sicuramente di possenza, ma anche capace di fare all'occorrenza il trequartista,
servendo 2 assist in stagione, arricchendola con 2 gol, solo 4 gialli per essere un centrocampista anche incontrista è un buon risultato. Il suo accordo col Borussia Mönchengladbach ha scadenza nel 2026, quindi tra 2 anni. Era nella lista del Napoli già lo scorso gennaio, valeva quando l'hanno comprato i tedeschi circa 10 milioni di euro, oggi sicuramente qualcosina in più, non dico il doppio, anzi il Corriere dello Sport lo dice, servono 25 milioni. Profilo anche lui che andiamo ad attenzionare. Sono certo che se chiedessi un commento a Riccardo Catapano mi direbbe, invece di pensare al centrocampista, pensiamo al difensore. No, devi pensare a tante cose. Adesso il difensore, te l'avrei detto a gennaio, era l'obiettivo primario e non è arrivato. Poi è normale che con determinate uscite, determinati addii, servirà il difensore, servirà il centrocampista, probabilmente servirà il portiere, ovviamente l'attaccante. Insomma, ci sono diversi ruoli da andare a completare, però in questo momento insomma gli interessamenti sono diversi, sono tanti, il Napoli tiene più piste aperte, ma tutto poi sarà in relazione all'allenatore, perché poi dovrei parlare con lui, dovrei capire che tipologia di calciatore cerca, che profilo preferisce rispetto a quelle che sono le idee di gioco. Ad oggi francamente fare nomi è complicato, vi posso dire che quello di Sudakov è un nome assolutamente ancora ricorrente al Napoli, ma al contempo insomma c'è bisogno di tanti soldi per andare a prendere un calciatore come Sudakov, perché a oggi 50 milioni non bastano, l'ha detto lo Shakhtar, non lo stiamo dicendo certamente noi a Calcio Napoli 24. Poi si cerca un attaccante e Dovbyk continua ad essere un nome altamente spendibile per quanto riguarda il Napoli. Insomma, ad oggi i profili sono diversi, però trattative concrete, vere e proprie. Ti posso dire che con Sudakov c'è stata più di una chiacchierata, e anche con Dovbyk. Per gli altri siamo ancora degli interessamenti. L'interessamento è un conto, la trattativa è un'altra, l'acquisto ancora un altro, quindi davvero siamo ancora agli albori. Mi auguro che il Napoli però abbia le idee chiare, quantomeno dal punto di vista dell'allenatore, e da quello che leggo non mi sembra proprio così, e solamente dopo poi si potrà andare a capire che profili di calciatori andare a prendere per il Napoli. Ma se ti chiedessi di raccontarmi la corsa alla panchina del Napoli, piacerebbe a te raffigurarla come una vera e propria corsa? Perché sembra quasi il Giro d'Italia. Sarà che adesso ormai ci siamo, sta per ritornare la rassegna, ma oggi è in testa Gasperini, domani Pioli, poi balza Italiano, in base a quelli che sono i sondaggi poi che arrivano, che si di fanno, poi non arriva nessuno di questi, poi alla fine arriva Conte. Io ieri sera ho detto, a me non piace raccontarla come se fosse una corsa a tappe, sorpasso di uno contro sorpasso di un altro. Si tratta di situazioni, incastri, corteggiamenti anche, no? in qualche caso, e poi alla fine a prevalere sarà chiaramente la volontà di chi va a scegliere Aurelio De Laurentiis con, ci dicono, l'ausilio un po' più prestante di Chiavelli e dello stesso Manna rispetto al passato. Io dico una sola cosa: se Gasperini si libera dall'Atalanta è il preferito di De Laurentiis. Stop. Pure il mio. Sempre. Vabbè, il tuo poi ce ne può fregare, no, nel senso può essere pure il mio, però grazie. Alla fine serve che sia il preferito di De Laurentiis. Però penso siamo tutti d'accordo su Gasperini in questo momento. Pure il tuo preferito? Assolutamente sì, a mani basse. Parlando di progetto, è Gasperini il nome spendibile per la piazza di Napoli, a patto che lo si lasci lavorare Gianpiero Gasperini e che si lasci lavorare lo stesso Manna, e se si libera dall'Atalanta. Ieri è stato chiesto a Gasperini del rinnovo, ho detto: ma secondo voi, guardando il calendario in questo momento, noi abbiamo tempo per parlare del rinnovo, giocando ogni 3 giorni, e non giocando, cioè giocando per vincere ogni 3 giorni, perché è ancora in lizza per la Champions e deve giocare con la Roma lo scontro diretto, ha una semifinale di Europa League e una finale di Coppa Italia da giocare. Secondo voi in questo momento Gasperini ha tempo per sedersi a tavola e andare a trattare il rinnovo? Assolutamente no. Qualora Gasperini poi comunicasse all'Atalanta che il suo ciclo al termine della stagione sia reputato chiuso dal tecnico, lo ripeto, è il preferito numero 1 di Aurelio De Laurentiis. Questo vuol dire che sarà Gasperini il prossimo anno del Napoli? Assolutamente no, perché ad oggi non ci sono stati ma neanche colloqui per capire se Gasperini
posso accettare l'ipotesi Napoli. Stesso discorso con Pioli. Pioli, se non si libera dal Milan, De Laurentiis non va a pagare una buona uscita, e quindi anche lì bisogna capire quale sarà la situazione sulla panchina del Milan. Conte è un nome spendibile assolutamente, ma complicato, e non perché chiede 9 milioni, perché tra l'altro non ha manco visto 9 milioni Antonio Conte, ma per un discorso di progettazione. È in questo momento tenuto un pochino più in stand-by, ma anche lo stesso Conte sta aspettando di capire quale sarà il domino delle panchine. Sullo sfondo probabilmente quello più facile in questo momento da andare a prendere è Vincenzo Italiano, che sta aspettando il Napoli, perché Italiano, a meno di ribaltoni che ad oggi non sono arrivati, andrà via dalla Fiorentina, e quindi il nome è più semplice per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis. Quindi non è una questione di corse, oggi il favorito è uno, oggi il favorito è l'altro. Si sta aspettando che vadano a delineare determinati scenari, che si delineeranno però solo al termine della stagione, per capire che farà Gasperini, che cosa farà Pioli, se ci saranno altre offerte per Conte. E in questo momento c'è Italiano che, ripeto, è quello più, tra virgolette, semplice da andare a prendere, seppur è anche lui molto corteggiato, perché c'è il Bologna, se dovesse andare via Thiago Motta pensa Italiano, perché c'è il Torino sullo stesso Vincenzo Italiano, quindi non è una questione di De Laurentiis che sta trattando su più... cioè il racconto che sta passando è che in questo momento De Laurentiis un giorno sente Italiano, offerta in pole position, il giorno dopo sente Pioli. De Laurentiis non sta sentendo nessuno di questi. De Laurentiis sta aspettando di capire come si vadano a delineare determinati scenari, con la convinzione che, insomma, la certezza che ho io, se Gasperini lascia l'Atalanta è il preferito di De Laurentiis. Poi se è il preferito non vuol dire che arriverà a Napoli anche se va via dall'Atalanta, però vediamo. Questo è il discorso che secondo me ad oggi bisogna fare. A me non piace dire no, è lui il favorito, no, quello è il numero 1, quell'altro no, è il pole position, arriva lui, non arriva lui. Ad oggi non c'è contezza di questo, e chi vi dice il contrario sto provando un po' a vendervi qualche news che però ad oggi non c'è. Io stavo guardando il profilo transfer market di Gudmundsson. Ovviamente non dobbiamo noi tessere le lodi di un calciatore che ha trascinato praticamente il Genoa verso la salvezza, che ha trascinato la manovra offensiva da centrocampista, 14 gol, ha reso oltre un buon attaccante di provincia, e infatti viene ormai considerato una sorta di attaccante aggiunto, pur avendo giocato in realtà alle spalle di una prima punta di riferimento. Scadenza 2027, assolutamente costa un bel po', finanzierà probabilmente il prossimo futuro del Genoa, al di là dell'allenatore, classe 97. Quello che mi ha fatto pensare è questa roba qua. La gente risponde al nome di Gabriele Giuffrida, che ultimamente ha avuto diversi colloqui con il Napoli. Drago, sì. Traoré, lo stesso Vicario l'anno scorso. C'è un altro nome importante che non vi dico, ma sappiate che no, non è segnato qui, come intermediario, sì, non è segnato qui Riccardo, e quindi evidentemente pensavo avesse preso pure la procura, non penso, no, come intermediario sì. Esatto. Okay. E quindi immaginiamo che effettivamente non ci risulta strano pensare che anche lo stesso Gudmundsson possa rientrare nei progetti del Napoli. Sarebbe assolutamente un grandissimo acquisto, però vorrei vedo bene con il Gasperini. parere a Riccardo, magari vedrei molto bene Gudmundsson, Kvara alle spalle del centravanti, lo vedrei, e così vai a vedrei male come alternativa vai a dare un'opportunità anche all'Instrom, se giochi così. Sì, però siamo con veramente Gasperini in va a alto, dare un'opportunità anche all'Instrom. Sì, certo, è fatta a mercato. In questo momento è fatta a perché mercato. poi con Gasperini Politano dove lo metti? Per fare un'ora Raspadori dove lo metti? Poi li devi cedere e li devi rimpiazzare, non è facile. Vediamo quello che sarà. Gudmundsson, un nome assolutamente spendibile per quanto riguarda il Napoli, ma non c'è solo il Napoli, c'è anche l'Inter che è molto forte su Gudmundsson, quindi vediamo. Ecco, l'Inter sicuramente parte da certezze diverse, vediamo quello che sarà poi in grado di fare il Napoli.
Dragosin poteva invece andare al Napoli anziché abbracciare il Tottenham. Si era promesso, abbiamo parlato anche con Manea, l'intermediario, l'agente che lavora assieme a Giuffrida per lo stesso Dragosin, e lui ci ha raccontato per filo e per segno tutto quello che è accaduto. Lo voglio ringraziare ancora una volta, perché è bello anche quando gli agenti raccontano quello che è il calciomercato, quelli che sono i meandri delle trattative. Si era promesso al Tottenham, il Napoli aveva anche superato l'offerta dei londinesi per quel che riguarda il cartellino del calciatore, tuttavia la volontà di giocare nel campionato più bello del mondo e la volontà di mantenere una promessa hanno poi fatto sì che Dragosin c'era anche il Bayern Monaco di mezzo, tra l'altro. Assolutamente sì. Napoli L'offerta del Napoli era stata anche più importante sì, di quella però del il Napoli era la terza scelta, parliamoci chiaramente, ci sono Bayern Monaco e la Premier, in questo caso il Tottenham. Il calciatore poi ha deciso di rispettare la parola data al Tottenham. Gudmundsson gioca al posto di Kvara, a 27 anni, il Napoli non spende 30 milioni e passa per un quasi trentenne, ma in realtà non sono d'accordo con nessuna delle due frasi, perché può giocare dietro la punta, quindi non per forza come esterno a sinistra, può coabitare qualora Kvaratskhelia e Gudmundsson fossero schierati come, diciamo, doppio trequartista alle spalle della punta, e in seconda battuta 30 milioni per un 27enne non è assolutamente una cifra che il Napoli non potrebbe spendere, perché basta pensare che fra 3 anni ha ancora una volta l'opportunità di essere venduto e quindi evidentemente può comunque portare qualcosina. D'altronde Higuain mi sa che fa storia sotto questo punto di vista, sì. Fu venduto trentenne o quasi trentenne? A Napoli? 28 arrivò, che ne aveva a Napoli mi pare. Però no, dico quando fu venduto, 3 anni vado dopo. a memoria, 3 anni dopo. O 30 o 31 anni. Credo che avesse o 30 o 31 anni, quindi anche in questo caso, quando il valore del calciatore c'è, vediamo la cronologia dei trasferimenti, passa dal Napoli alla Juventus nel 2016, quando ha 87, 29 anni, sì, quasi 30enne, 90 milioni. Cioè stai parlando di Higuain, qui però stai parlando del Pipita, mi auguro che Gudmundsson dico arrivare a quei livelli. In però teoria dico se può fare, sì. Se il calciatore rende, se fa bene è normale, se dovesse far bene si può tranquillamente. Dovesse far male non lo vendi bene a prescindere. Stava a San Dire. Ma fammi capire una roba, Riccardo. Che è successo? Si dimette Milicic? No, assolutamente, ha detto tutto il contrario il buon Igor Milicic. Ha detto ha avuto delle offerte. Ho leggiucchiato in giro. No, l'ha smentito subito, ha detto ho avuto delle offerte, è vero, ma a Napoli sto benissimo, un contratto ancora lungo, biennale con opzione, quindi Napoli riparte dal coach Milicic anche l'anno prossimo, a meno che poi gli scossoni, insomma, però ad oggi ci sembra che il management della Gevi Napoli Basket, stiamo parlando appunto del basket in questo caso per chi non l'avesse capito, ripartirà da Milicic e da Pedro Iumparto, oltre che dalla D Alessandro Dalla Salda. Insomma, è terminata una stagione che il presidente, qui il commento ti tocca. Presidente Grassi ha definito da 6,5, ci aveva fatto la bocca buona. Purtroppo Napoli è arrivata nona, quindi non è riuscita alla fine per una vittoria, per una sola vittoria, ad agganciare il treno playoff, però insomma si è salvata con ampio margine. Ha vinto una Coppa Italia. Se a inizio anno qualcuno mi avesse detto ai tifosi della Gevi, guarda, tu quest'anno non fai playoff ma ti salvi con calma e vinci la Coppa Italia, avremmo firmato probabilmente tutti quanti con il sangue, quindi è stata una grande stagione per la Gevi. Adesso il difficile sarà confermarsi l'anno prossimo. Intanto è ufficiale la rescissione con il playmaker Tyler Ennis, che va a concludere la stagione in Israele, però questo è normale, per chi magari non mastica nel basket dice ma come già stanno tagliando e roba, nel basket sono tutti contratti annuali, cioè non c'è alla fine una vera e propria compravendita, se non un mercato per quanto riguarda i cartellini dei calciatori. Quindi Ennis va a concludere questa stagione in Israele e poi vedremo la Gevi che cosa farà. Io so che c'era stato un tentativo della Gevi per provare a mantenere Ennis anche l'anno prossimo. Questo non toglie il fatto che il Napoli ci possa riprovare una volta che sarà scaduto il contratto di Ennis tra pochi mesi in Israele. Difficile, perché stiamo parlando di un giocatore strepitoso, il miglior assist man dell'ultima Serie A, un giocatore che secondo me ambisce a ben altri palcoscenici, ovviamente anche alla partecipazione alle coppe europee. Quindi adesso starà ovviamente a Milicic e Iumparto a provare a fare quello step in
in più l'anno prossimo per provare ad arrivare poi alla zona playoff. Chissà anche se non arriverà anche una richiesta da parte della Gevi di partecipare alle coppe europee l'anno prossimo, mai dire mai francamente. Come richiesta? In che senso? E lì ci sono anche un po' di inviti per quanto riguarda l'Eurocup, la dell'Eurolega, no? No, l'Eurolega è chiusa e l'Eurolega partecipano sempre strano. le stesse, ma poi in questo momento Napoli non ha assolutamente i criteri. La forza. No, vabbè, ma lì ci sono le squadre storiche in Eurolega e quindi lì la tira fuori. L'Eurocup ovviamente non si è qualificato per la questione Champions League, che sarebbe la terza coppa per quanto riguarda quelle europee. Vediamo un pochino, perché lì tra qualcuna, cioè ci si può accedere tipo comprando, pagando il biglietto? Se ci sono delle rinunce, determinate squadre qualche volta rinunciano alla partecipazione, puoi fare la richiesta tu di partecipare alla Champions League. Vedremo quello che ovviamente succederà in futuro, però insomma la stagione per me non è positiva, è strapositiva per quanto riguarda la Gevi Napoli Basket. Intanto arrivano chiamate a raffica sul mio telefono, non so chi sia, Milicic, no, saranno i soliti call center, non c'avete nulla da fare, chiama sempre questi call center, non mi interessa nulla, grazie. Pensavo fosse Coach Milicic. Coach Milicic, magari è Coach Milicic che mi sta dicendo guarda in realtà vado via, quindi che non lo so, ovviamente no, però alla fine comunque la Gevi si è salutata, congedata con la vittoria nel derby contro Scafati, blindando quel nono posto che per una vittoria non ha consentito agli azzurri di partecipare ai playoff. Però insomma la stagione è stata strepitosa, sold out praticamente sempre la Fruit Village Arena, o meglio conosciuta come Pala Barbuto. È un po' come il Napoli, è il difficile viene ora, confermarsi, migliorare ancora di più, perché Dalla Salda l'aveva detto, quest'anno salvezza tranquilla, hai già fatto uno step avanti, perché oltre alla salvezza tranquilla hai vinto la Coppa Italia. L'anno prossimo l'obiettivo inevitabilmente sarà quello di cercare di partecipare ai playoff per arrivare sempre più stabilmente poi nell'elite del basket italiano. Tutto questo per dire che cosa? Che andiamo a sentire Milicic? Assolutamente sì, che per anche accompagnare lo switch con l'arrivo di Rossella Pezzella in trasmissione ringraziamo Riccardo Catapano. Grazie Oltre mille. A Ciro Novellino e a Claudio Russo che ci seguono all'ufficio stampa quest'oggi di Calcio Napoli 24 Live, ascoltiamo le parole di Coach Milicic. È divertente che questa cosa viene chiesta adesso, in quanto 2 settimane fa che qualche giornalista ha iniziato a far circolare delle dichiarazioni false, ma così è la vita. Quando ci sono delle dichiarazioni false si coglie al volo l'occasione e in tanti ripetono questa cosa. Per delle traduzioni sbagliate nelle ultime dichiarazioni forse si è alimentato un po' di nervosismo interno che non ci sarebbe dovuto essere. Però è così, può fare male questa cosa, è rischiosa perché può andare a colpire le persone e le organizzazioni che lavorano, ma questa sarà una cosa che riguarderà solo me. Come organizzazione dobbiamo essere più forti su questo tipo di cose, credere forse un po' di più in noi stessi e tra noi stessi. Questo un po' mi dispiace. Sono in ogni caso molto felice qui a Napoli, grazie al direttore sportivo Ion Part, all'amministratore delegato Dalla Salda, a tutti i proprietari. Tutti hanno reso la mia vita qui a Napoli molto confortevole. Ho potuto pensare solo alla pallacanestro, ho avuto tutto quello che mi serviva, i pagamenti sono stati puntuali su tutto e quindi di questo sono molto contento. Mi prendo la responsabilità per questi ultimi 2 mesi brutti, forse per non essere stato in grado di trovare le contromisure tattiche, fisiche e mentali e forse le motivazioni per far affrontare alla squadra meglio quest'ultimo periodo, così come mi sono preso e mi prendo il credito per i 6 mesi buoni e quello che abbiamo fatto quest'anno. Credo che abbiamo fatto tutto sommato in stagione un ottimo lavoro e soprattutto che abbiamo finito come volevamo con la testa alta oggi. Tu hai parlato di dichiarazioni che sono state riportate in maniera distorta, dichiarazioni cioè 2 parole, virgolette, o un accostamento a altri club, un interessamento di altri club, giusto per chiarire perché non si è capito bene quello che si vede. Ok, esatto. E poi la seconda, riavvolgendo il nastro indietro di questa stagione, c'è un
pensi avrei potuto fare qualcosa di diverso, cioè c'è un turning point della stagione, della seconda parte della stagione in negativo? So the second question is So second question is very simple. I'm thinking the turning point was where I intent or my intentions were to go more towards the player and listen what they want in order to make them more happy, tactically, physically. And I was thinking that that's going to give us extra motivation for good result. Instead of that, we went other way. I think that was great experience for me, and for the future, I have to really gauge these moments when or what to do. Doesn't matter if it's tactically, is it physically, is it mentally, and that was the moment where I think we will start going down and not playing good. So that's also the situation why I said it's on me these 2 months that we played bad. Il punto di svolta è stato quando la mia tensione emotiva, la mia concentrazione è stata, la mia intenzione è stata quella forse di andare un po' troppo incontro ai giocatori su determinate situazioni per accontentarli, pensando in questo modo di poterli motivare di più per finire la stagione, ma in realtà non è stato così, e questa per me sarà una grande lezione per momenti simili che mi capiteranno in futuro. First question was, can you explain a little bit better what you meant when you talk about fake declaration? Is something that you said that was reported badly, or it was just the news of some other clubs that showed interest? 2 months ago or 3 weeks ago, it was in some newspaper that I'm deporting Napoli and that I'm going for Europe. So that first made a big mess with situation that I had some offers earlier, and I decided to stay here. And we didn't even discuss this because it was cut in the grass after 3 minutes of conversation. And then later on, when Gianluca, I know that it was not intentionally, but he wrote on the last game my quote, which was not the quote that I said. And this quote was also turned that I'm saying that this is a final game, that I want to say bye to everybody and finish season with head up in order to play the final game of the season and for the next season. So it's not totally, it's not like that. It was misinterpreted and simply not true, not that direction, not this idea was meant to be said. Sicuramente quello che è successo qualche settimana fa, in cui i giornali hanno iniziato a parlare di voci di interessamento per me di squadre europee, che io volessi andare via da Napoli, sono state la prima cosa che hanno un po' destabilizzato. È vero che ho avuto offerte in precedenza, ma ho deciso di restare. Sono stati discorsi tagliati immediatamente dopo 3 minuti di conversazione. Poi forse quello che è successo è stata una cattiva interpretazione delle mie dichiarazioni alla fine della partita scorsa. So che non è stato intenzionale, ma forse non è stata riportata in maniera chiara ed è passato forse il messaggio che questa potesse essere l'ultima partita da voler giocare a testa alta perché sono intenzionato ad andare via, ma non è mai stato così. Perfetto ragazzi, vi ringrazio. Ringrazio tutti. Grazie a tutti. Erano le parole di coach Milicic che ci hanno aiutato anche nello switch per dare il buon pomeriggio a Rossella Pezzella. Se ieri eri di verde vestita Speranza, il bianconero mi sa che non ci dice che non è andata proprio benissimo, ecco. Ciao, buonasera Rossella. a tutti, buonasera Vincenzo, buon pomeriggio, non ancora buonasera. Buon pomeriggio a tutti i nostri ospiti. E niente, sì, il verde Speranza ormai credo che lo archiverò nell'armadio. Penso che anche come per il prossimo match non lo sfoggerò. Ecco. Non ha portato particolarmente fortuna, No. però Ross, ti direi in tutta sincerità, in tutta franchezza, di come dire, non crucciarti troppo per la mise. Mi sa che
questa squadra per riprenderla serviva un prato verde, serviva una prateria, una distesa più che un taglier. Ad ogni modo, insomma, resta l'amarezza, restano però anche le analisi, resta il commento che da giornalisti dobbiamo fare e che ti chiedo anche di riassumere dopo quanto ci siamo detti in live con Ciro ieri sera. Riassumere il commento della partita? Ci basterebbero 2 parole, però se proprio dobbiamo un po' argomentare, ragazzi, un Napoli che, ripeto, non conclude, crea qualcosina, ieri ancor meno del solito, possesso palla molto alto, qualche tiro in porta, un Napoli che non si trovano, cioè tra di loro non si trovano, lo vedi proprio che non c'è più unione, non c'è più grinta, non c'è più voglia, a parte qualche singolo che la grinta ce la mette sempre, non c'è proprio più voglia di vincere, di fare qualcosa di concreto assieme, a questo punto neanche per salvare un minimo, non dico la classifica perché per me la classifica era già andata da tempo, ma un minimo la faccia, un minimo l'orgoglio, l'onore. Quindi insomma una partita da dimenticare come del resto tutta la stagione. C'è qualcuno tra i calciatori del Napoli che merita di essere salvato o almeno un po' di fiducia in vista della stagione prossima? So che hai un preferito, Stanislav Lobotka, immagino che ce ne siano anche altri, ma credo che forse non riusciamo ad andare oltre i 2-3 nomi, mi sa. Allora, io quelli che salvo sono Stanislav, Politano e Kvara, che anche se non ha giocato ieri lo salvo. Per il resto non riesco a salvare nessuno, proprio per questione di voglia che hanno in campo. Anche Matteo Politano lo vedi proprio che è sempre molto grintoso, che magari non riesce a fare quella cosa in più, però che prova a farlo, come lo stesso Stanislav Lobotka e come anche Kvicha Kvaratskhelia. Quindi insomma salvo loro 3 se devo salvare qualcuno. Andiamo al telefono, dovrebbe essere già pronto il nostro prossimo ospite, vado anche a collegare l'auricolare. Buon pomeriggio al direttore Giuseppe Cannella. Ciao direttore, come stai? Bene, grazie, ben ritrovati, ciao Vincenzo. Direttore, giro la stessa domanda che ho fatto a Rossella a te. Ci sono calciatori che almeno permettono di pensare questa potrebbe essere una pietra sulla quale costruire il futuro, al di là di quella che può essere la guida tecnica? Guarda, è un'annata che, non lo so, di sicuro ci sono tanti elementi ottimi, di valore, però vanno contestualizzati diversamente, perché questo è stato un anno dove sentivo Rossella prima che citava Politano, dove le individualità, quando si è perso un filo logico e tattico, l'hanno fatto un po' da padrona, quindi bisogna salvare quelli che mentalmente vogliono partecipare al prossimo progetto. Poi di sicuro non sto io a valutare una rosa che al 70% è stata campione d'Italia. Sono le motivazioni che devono rigenerare la forza del Napoli, a parer mio. Quindi Giuseppe ci stai dicendo, al di là di quelli che sono i valori tecnici, bisogna capire se con la testa ci sono, e se fai questo tipo di discorso a questo punto non ne salvi nessuno a prescindere, nessuno merita di essere confermato se poi invece con la testa non ci sta. Può essere anche il calciatore migliore del mondo, però deve in qualche modo rientrare in dei canoni di rendimento, rientrare in dei canoni di concentrazione che a questo punto mi sembra di capire per te o non ci sono mai stati o ci sono stati varie volte, poche volte. Sono state poche volte, perché quando cambi tanti allenatori ognuno va per la sua strada, perché ti appoggi a quelle che sono le incertezze delle scelte della società, per cui, ripeto, oggi il calcio è fatto di tante situazioni, ma soprattutto di motivazioni. Devono essere bravi quelli che guidano un gruppo che la domenica scendente hanno a fargli dare quelle che nelle loro qualità sono la massima espressione, considerando che sono calciatori di anni, diversi anni, economicamente hanno una base solida ognuno di loro, quindi se tu non vai come dire, a trovare la chiave giusta di partecipazione, di contesto e di mettere a disposizione le proprie qualità per il gruppo nel senso tattico,
tutti i discorsi che facciamo passano in secondo piano. È fondamentale che all'interno di uno spogliatoio, considerate le qualità dei singoli, chi li va a allenare deve toccare la chiave giusta, perché spronare i campioni a vincere non è una cosa semplice, però ci devi riuscire, ognuno ha il suo compito. Giuseppe, al di là dei ragazzi, ti aspettavi qualcosa di più, un qualcosina in più dal mister Ciccio Calzona? Non lo so, non lo conosco bene, non è mai semplice come dire, affidare la guida tecnica a un secondo, e mi spiego, con tutto il rispetto per Calzona, per l'amor di Dio. Il secondo, diciamo, fa parte in uno staff tecnico importante, perché diventa il fratello dei giocatori, no? Riesce a passare un messaggio che l'allenatore non vuole dare diretto, quindi c'è una certa confidenza ed è utile a un discorso di gruppo, diciamo, di staff tecnico. Quando gli dai in mano la conduzione tecnica fa un po' di fatica, perché prima aveva un approccio diverso del giocatore, oggi gli deve poi, in una situazione come quella del Napoli, richiamare a un ordine, e non so che valore e che considerazione all'interno poi di un gruppo. Non so se ho reso l'idea, fai fatica. Però al di là di tutto ciò, se arriva come terzo allenatore per andare a risolvere dei problemi e poi il rendimento della squadra sotto Calzona è il peggiore dal 2009 ad oggi, possiamo dire che forse era lecito aspettarsi qualcosa in più da un allenatore che comunque conosceva il gruppo e che almeno in teoria era fatto apposta per esaltare le caratteristiche del gruppo stesso? D'accordo, questa è una visione generale che chi l'ha scelto a dargli la condizione, come dici tu, aveva valutato. Però, come dico io, poi essendo che avevi un ruolo diverso da quello che vai ad approcciare nel nuovo, fai fatica, perché ci sono rapporti che vanno al di là, che erano i rapporti pregressi, che erano diversi da una condizione generale. Non è mai facile. È evidente che poi questo non è accaduto, perché la squadra, a parte poche gare, non è stata mai compatta e tatticamente consapevole di quello che doveva fare. Io il Napoli diverse volte l'ho visto in questa gestione essere portata se a delle vittorie dai singoli, per cui se devo valutare la condizione tecnica, tattica, fai fatica a dargli un giudizio e poi parlano i risultati. Anche nella partita di ieri sei andato in vantaggio, è vero che per 2 centimetri non hai raddoppiato, però non hai avuto mai la consapevolezza di essere una squadra corta, compatta e vincente. A un certo punto della gara c'era, nella disperazione dell'Udinese, un vai e vieni, un attacco di qua, un attacco di là, cioè la palla non era mai nella gestione del Napoli. Direttore, pare che anche il Napoli sia su un calciatore come Gudmundsson. Sei un grande conoscitore anche della piazza genoana. Ritieni che, per quanto fatto vedere in stagione, che per quella che potrebbe essere la concorrenza, sia ancora un colpo da Napoli? Non lo so, poi decidono i procuratori. Certo che il ragazzo ha fatto benissimo al Genova, dove gli spazi erano diversi, ma le qualità del singolo non vanno messe in discussione. Ma quando la tua concorrenza può essere l'Inter, il Milan, fai un po' fatica, perché chi gestisce il calciatore poi va a vedere l'ultima storia. A parità di condizioni credo che gli possa consigliare più un club tipo Inter che è un club tipo Napoli, nulla togliendo e discriminando la società partenopea, ma proprio per essere, quindi, nella continuità, nell'affermarsi come gradevole sorpresa di questo campionato, va in un contesto più organizzato ultimamente che l'Inter, non scegli Napoli. Ripeto, se queste sono le alternative. Lo stesso discorso vale per Koopmeier, che è un calciatore sì determinante, basti guardare la partita di ieri, come è entrato l'ha cambiata,
anche lì, se devono scegliere, scelgono un club più abituato nella continuità delle vittorie. Ultima considerazione a proposito di valutazioni, quella per il prossimo allenatore. Giuseppe, abbiamo detto di Calzona, diciamo anche di quelli che sono i profili attualmente accostati al Napoli: Pioli, Italiano, Conte e chiaramente Giampiero Gasperini. Allora, in ordine, Conte, devi alzare il budget se scegli, chiaramente Conte devi considerare che se quest'anno hai speso 100, faccio un'ipotesi, devi calcolare che minimo devi aumentare del 50% tra investimenti e ingaggi i tuoi costi. Se vai su Italiano riparti, cerchi di dare, come dire, fiducia a un ragazzo che sta crescendo e fa un tipo di calcio, e puoi anche consentirti di mantenere o addirittura di abbassare il tuo monte ingaggi. Se prendi Gasperini, se si libera dall'Atalanta, che potrebbe andare anche in un altro club, vai sicuramente a come dire, irrobustire la qualità della tua rosa e cercare di migliorare gli investimenti che non sono andati a buon fine quest'anno, vedi Wilson e vedi tutti gli altri. L'altro era Italiano, Conte, Gasperini. Italiano, Conte, Gasperini e Pioli. Pioli è una persona serissima. Io non voglio dilungarmi, però sono rimasto anche sorpreso e perplesso della contestazione che al Milan gli è stata fatta alla sua squadra. Considerato da quando è arrivato i risultati che ha avuto il Milan, credo che abbia fatto benissimo. Di sicuro io lo conosco, ho da che fare, è una persona molto dedita al lavoro, ha tante idee tattiche e di sicuro ha il carisma ed è l'uomo, diciamo, che in uno spogliatoio viene considerato. Quindi sono tutte valide alternative, poi sta la proprietà. Io, se dovessi scegliere, sono un po' innamorato del Gaspo, perché lo conosco, l'ho avuto da giocatore anche con la sua figlia di carriera. Ti fa divertire in tutti i modi, ti trascina, è una persona che sa comandare uno spogliatoio, ha una grande esperienza e soprattutto sa prendere il meglio dai suoi giocatori. Bene così, grazie mille a Giuseppe Cannella per essere stato oggi con noi. Un abbraccio direttore, a presto. Grazie a voi, ciao Rossella, ciao. Grazie, ciao Giuseppe, un abbraccio, grazie. Giuseppe Cannella. Ti volevo leggere questa domanda. Dimmi Escludi che Calzona venga esonerato oggi con Andrea Tedesco in panchina sabato? Ma direi di sì. Ne escludiamo ormai, non ragazzi. Avrebbe molto senso, non avrebbe molto senso. Però farebbe ridere. Il quarto, sì, se volessimo fare 4 allenatori se volessimo esonerati. fare un film, sì. Beh, volendo l'anno prossimo, piuttosto che il film Scudetto, il film Esonero. esatto. Sarò con te nell'esonero. Sarò con te, virgola, forse. Sarò con te, forse. tra parentesi, nell'esonero. Chissà. No, non penso che abbia molto senso andare a pagare l'ennesimo allenatore per fargli fare giusto queste ultime 3 gare. Tra l'altro, ultime 3 gare senza un obiettivo vero. Guardiamo la classifica. Adesso credo che questa sia aggiornata. Ma non ci sono più obiettivi. Insomma, per sicurezza vado a prendere una che sicuramente è aggiornata e chiedo al nostro Vittorio Bernardo di inquadrarla e di commentarla assieme a noi. Lazio 56 punti, Napoli 51 punti. Le gare da giocare sono le stesse, addirittura c'è la Fiorentina che ne deve recuperare una contro l'Atalanta. Possibile che quindi arrivi l'ennesimo sorpasso e che il Napoli finisca nono. Al di là di questo, immaginatevi Aurelio De Laurentiis che dice basta Ciccio Calzona, adesso chiamo Tedesco e gli faccio allenare la squadra perché le ultime 3 partite, e cosa può succedere in queste ultime 3 partite? Si fanno al massimo 9 punti e quindi si arriva a 60, pari merito con la Roma, atteso che la Roma non faccia più punti, l'Atalanta non faccia più punti e la Lazio faccia pochi punti, insomma meno di 3 punti. Ad oggi ragazzi la situazione è questa qui. Spero che anche voi vi siate un po' rassegnati e che non vogliate continuare nel ragazzi, giochino. Ma meglio, a questo punto meglio, per piacere. Dove può arrivare, proviamo eccetera, a concentrarci nella prossima stagione, leviamo ste coppe da mezzo, cerchiamo di ricostruire. No, basta, io non ne posso più, ragazzi, sì, non ne posso può più. essere
l'occasione Alessio, io non tifo giusta Palermo, tifo Napoli. per vagliare quei profili che magari hai comprato, sui quali hai investito, capire Io al di là fossi di il tutto, con un po' presidente, di mi fiducia. metterei a tavolino e farei i pro contro. Sai come quando devi, non lo so, devi comprare una macchina, ti metti lì e dici i pro e i contro, oppure l'hai comprata e dici i pro di questa macchina e i contro di questa macchina. La cambio, punto di domanda. Esatto. La squadra, la società è una macchina, le aziende sono delle macchine, ok? Con dei motori, con delle varie cose, quindi tu devi capire quali sono i pezzi che non vanno, cercare di sopperire a determinate mancanze, a determinati disguidi e agire di conseguenza. Quando la macchina non ti va, prendi e vai dal meccanico, giusto? Ottimo, quindi in questo caso Dela dovrebbe fare un po' il meccanico, l'officina, perché il meccanico dovrà essere il prossimo mister. Quindi io fossi lui mi metterei a tavolino, trarrei delle conclusioni e cercherei di capire dove si è sbagliato, dove sono venute a mancare determinate cose, quali giocatori posso tenere perché ho un profilo adatto l'anno prossimo, perché ho un mister adatto l'anno prossimo. Perché mi guardi con la faccia, con gli occhi sbarrati? Ti sto ascoltando con grande attenzione, sto aspettando, anzi sto immaginando come dare gli aggiornamenti di mercato che sono in nostro possesso. Mi Quali? è piaciuto l'ultima, quelli sull'allenatore. Ah, ok. Mi è piaciuto l'ultima volta in cui abbiamo fatto una sorta di aggiornamento palleggiato, no? Con me che ti faccio domande e te che mi vai a rispondere, però continua prima in quello che è il discorso e dopo lo No, affrontiamo. niente, tutto qua per dire Dela, tavolino, pro e contro. Questione allenatore. Pensavo di più, onestamente sembrava più lungo. Questione allenatore. Dei 4 nomi, facciamo come Agatha Christie e i suoi 10 piccoli indiani, che a poco vengono meno uno dietro l'altro finché ne resta soltanto uno. Se io ti dicessi Conte, Pioli, Italiano, Gasperini, ad oggi possiamo eliminare qualcuno dal novero? Andiamo con ordine. Prima uno, Antonio Conte. Lo lasciamo oppure no? Lo eliminiamo. Lo eliminiamo. Eliminiamo Conte. Purtroppo, non con certezza, ovviamente, non al 99%, non al 100%, ma un buon 80% Conte è eliminato. Qual è il problema? Il problema ovviamente è l'ingaggio. Dela non penso, da quello che mi è stato detto, non vuole... Mi permetto di aggiungere, oltre all'ingaggio, anche tutto quello che è l'esborso, che poi Vabbè, Antonio logico, Conte... certo, staff, calciatori... No, per precisione, per dovizia di tutto ciò particolari. che comporta l'arrivo di Conte, il suo staff, i calciatori che vuole. Dela non vuole andare a coprire questi costi. Gasp. Aspetta, Gasp, brava. Gasp, ragazzi... Lo lasciamo? No, non lo lasciamo. Lo eliminiamo? Gasp lo eliminiamo. Gasp non andrà via da Bergamo, molto probabilmente non andrà via da Bergamo, resterà nella sua... Io qui lascerei un punto No, io lo lascio il punto di domanda, esatto. ma io ti dico, probabilmente non andrà via da Bergamo. Non togliamo certo. l'indiano come con Conte. No. Però È metà, così. Esatto, un po' colpito Esatto. a metà strada. Pioli, mi è stato detto che forse Poi, sta andando bene. vorrà Forse prendersi una piccola pausa, possiamo parlare di anno sabbatico. un annetto sabbatico. Dettato sì. da cosa? Dettato dall'esperienza Milan, quindi credo E da quello che è il contratto con il Milan. Certo, credo per recuperare un po' anche le energie, la voglia, eccetera, eccetera. Prima eccetera. dell'ultimo nome, immaginate la situazione di Stefano Pioli. Ha un contratto con il Milan, anche molto oneroso, più oneroso di quanto il Napoli pagherebbe il suo stipendio. Ergo, il Milan evidentemente si trova un po' nel mezzo e Pioli non ha intenzione di aiutare nessuno né di far favori a nessuno. Pioli sta aspettando il Milan e potrebbe accadere questa scena. Non è che va Pioli dal Milan e dice vabbè, visto che so che mi volete cacciare, io mi sono trovato il Napoli. E loro, benissimo, prego, così non dobbiamo nemmeno poi pagarti il prossimo anno. Pioli sta fermo, Pioli attende e probabilmente il Milan arriverà all'esonero e nel momento in cui lo dovesse esonerare, Pioli, come ha brillantemente detto Rossella, potrebbe a quel punto pensare ad un anno sabbatico, un anno nel quale ricevere lo stipendio e valutare con tranquillità, dopo stagioni molto tribolate, quale possa essere il suo passo migliore, diciamo così. E alla fine quindi resta Vincenzo Italiano. Che è quello più probabile. Quindi Vincenzo Italiano probabilmente verrà accolto dai tifosi partenopei nella prossima stagione. Poi ragazzi, ripeto, io non sono nella testa del presidente, lo conosciamo, colui che ha presentato Coca Niller con una maschera da leone durante una conferenza di MSC Crociere, quindi io
non voglio dire cose perché non ci si può aspettare una certezza. Giustamente, mai giocarsi la mano, ma al di là con De Laurentiis proprio nel calciomercato. Sì, però De Laurentiis lo sappiamo che è l'uomo dei colpi di show, scena. degli show. Colpi di è l'uomo scena, dello sì. show. Quindi non mi sbilancio più di tanto. Queste sono le informazioni che ho. Queste sono in le merito. ultime. A proposito della corsa alla panchina del Napoli, così come è stata battezzata da qualcuno, per noi sono semplicemente aggiornamenti su quelle che sono le rispettive posizioni, le rispettive carriere, le rispettive volontà di ciascun allenatore. A proposito di aggiornamenti, ascoltiamo anche a questo punto quelle che sono le parole dei tifosi intercettati da Ilario Covino questa mattina. Che potete trovare anche sul profilo Instagram. Bravissima, gli abbiamo chiesto qual è il profilo da cui ripartire o se si riesce appunto a individuare 3 profili imprescindibili per la stagione partenopea dell'anno prossimo. Posso interromperti un attimo? C'è un po' di confusione in chat riguardo la mia squadra. Rossella tifi Palermo, Rossella tifi Napoli, Rossella tifi Inter, no, Rossella tifa credo che siano domande. Napoli. Sì, no, c'è chi... No, scrivono anche Rossella tifa Palermo, punto. Ah, è vero, lo chiedono No, proprio. ragazzi, infatti, non sono tifo domande. Palermo, non tifo Inter, non tifo Milan, tifo Galatasaray. Tifo Napoli, ovviamente, dai. Vabbè, ma anche se avessi tifato Galatasaray ti avremmo voluto bene lo stesso. Dai, grandissima squadra. Brava Rossella che ha preso quei secondi per dare il tempo a Vittorio Bernardo di lanciare il contributo. Ma perché ormai siamo apposta, collegati. Dovete pensare che è tutto preparato. Ascoltiamo allora le parole dei tifosi e ci ritroviamo qui per l'ultima parte di CN24 Live. Rachmani, Anghissà e Juan Jesus. Perché? Se non siamo andati in Serie B quest'anno andiamo l'anno prossimo. Gogne, che per me è fortissimo, Kvara assolutamente, e poi io il capitano lo voglio, non lo accuso di quest'annata perché è facile sostenere quando si vince. Io ho un modo di dire, io tifo Napoli anche quando vince, che tifo Napoli a prescindere. Lobotka, Gonge e Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Lobotka, Kvaratskhelia e Raspadori. Perché questi 3? Perché secondo me sono gli unici che hanno dato il massimo, e anche Simeone aggiungerei, hanno dato il massimo quando sono entrati a giocare. Gonge sicuramente perché vedo un profilo molto interessante, giocatore molto di gamba e forte, ma dare anche una possibilità a Lindstrom magari, e se il Napoli cambiasse modulo con 4-2-3-1 farei giocare tipo Raspadori dietro la punta, perché punta non mi piace Raspadori, quindi ti faccio giocare sotto punta. I 3 nomi per me Di Lorenzo, perché quest'anno è un anno particolare, ma poi Di Lorenzo comunque sono una decina d'anni che tira la carretta, quindi forse l'errore è stato non farlo riposare nei momenti opportuni. Lobotka, che dovrebbe essere proprio il punto clou del centrocampo del Napoli, e Kvara. Meret, poi Di Lorenzo che è il nostro capitano, e poi abbiamo uno a centrocampo, perché in attacco stiamo inguaiati tutto quanto, se ne andai tutto quanto, o prima è Osimhen. Di Lorenzo. Kvaratskhelia, poi Lobotka e... No, per me solamente questi 2, dico la verità. Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen. Kvaratskhelia deve essere il nostro punto di riferimento. Centrocampo Lobotka dovrebbe essere il perno del centrocampo del futuro, sperando che rimane. E Di Lorenzo, che è il nostro capitano, che anche se anche lui al di sotto delle aspettative quest'anno. E Lindstrom. Erano queste le parole dei tifosi. C'è chi sogna anche un futuro diverso per calciatori non particolarmente fortunati quest'anno. Io oggi, se mi fate il nome di Lindstrom, dico ragazzi, sono esterrefatto come e più di voi. Pensavo a questo punto colpevolmente, non lo so, che visto il rendimento avuto all'Eintracht nelle ultime 2 stagioni potesse addirittura ampliare quello che è il suo bagaglio, quello che è il suo valore nel Napoli, cosa evidentemente invece non successa. Sono certo che sia dipeso anche da tematiche ambientali,
non è facile inserirsi in uno spogliatoio dove le cose non vanno al meglio e far bene, non è facile inserirsi in una squadra che ha un certo tipo di calcio e che non prevede il trequartista, però al tempo stesso poi dobbiamo anche notare come al di là di tutto si ha la sensazione che lui non ci abbia messo del suo, ecco. Stavo leggendo il messaggio, non c'entra niente, però mi ha fatto ridere. Giuseppe scrive: vabbè, siamo comunque nella top 10. Che effettivamente, se uno la guarda, si guarda così, al lato positivo. siamo insomma. comunque nella top 10. Ti chiedono anche, Vincenzo, sai quando mettono il film dello scudetto? Ecco, questo magari ragazzi Non ci lo dà sappiamo, dell'opportunità ragazzi. per ricordarvi che la pirateria è un reato e che pertanto non bisogna guardare i film illegalmente. Tra l'altro ragazzi, al di là che sia il film di Aurelio De Laurentiis che fa il film sul Napoli, i film vanno visti al cinema. Sarò più vecchio di quanto io già non sia, ma vi invito a riscoprire la bellezza di andare a vedere un film al cinema e non semplicemente sul divano di casa propria. C'è un'altra atmosfera. Non vi dico se poi vi andate a vedere un filmone, lì però è a culo, insomma, può andare bene, può andare male. Io vi do come ma i consiglio film si vedono al cinema. di non venire a vedere i film con me, perché sono una persona molto irrequieta, quindi al cinema si prende le facce. Quindi evitate il cinema se c'è Rossella ci sono Pezzella. io, mettono proprio delle foto e la sala la lasciano solo per me perché disturbo. Non la evitate però sugli schermi di Calcio Napoli 24 TV, anche perché la ritroverete tra le 15 e le 16 con il filo diretto. Grazie a Rossella Pezzella. Grazie a te Vincenzo, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a Vittorio. Ci ritroveremo dalle 15 alle 16 con il filo diretto e alle 14:30 ci sarà il TG, quindi mangiate giusto qualcosina e poi subito davanti allo schermo. TG con Riccardo Catapano, grazie anche a Ciro Novellino e Claudio Russo all'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live. Da Vincenzo Credendino un cordiale buon proseguimento di giornata.